Buonasera a tutti. Ciao. Ora condivido la live con un po' di persone e poi quando siamo abbastanza inizio a raccontare qualcosa. Allora. Ciao Otto. Se vuoi ti metto come moderatore. Vediamo come si fa, se ci capisco qualcosa. Aspetta così. Ok. Sì, ce l'ho fatta. Buongiorno, mi Raffaella, la conosce Ciao. Raffaella? Sì. Cosa dovevo fare? Condividete pure la live se volete, io sto provando a condividerla. Ma ha senso metterla tipo aggiungi story? Oppure... Comunque, Marco, ti volevo dire, Dimmi. con Raffaella ha seguito, anche io Pino Gimondi, adesso non mi ricordo, ha detto delle cose simili alle nostre, nelle sue ipnosi. Le informazioni sono Sono quelle, quindi... quelle, sono quelle. È Infatti, un'altra ulteriore Raffaella, conferma. Fantastico. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a chi mi conosce, a chi non mi conosce. aspetta Marco, aspetta un Dimmi, attimo. dimmi. È meglio aspettare un po' perché sennò poi devi ripetere, lo sai quante volte anche Sì, sì, io. sì, sì. Ah, ok, Aspetta che ok, ok. inizio a mandare gente, aspetta. Sì, allora io sto cercando di capire come si fa a inviarla. Cosa devi sapere? Cosa vuoi? No, niente, sto cercando di condividerlo, però non mi escono tutte le persone che In immaginavo, che, vabbè. in che Ha senso? senso Ah, devi metterlo come story? scriverle. Ha senso mettere tipo aggiungi story o no? Aggiungi storia. Mi dà No, tipo condividi, aggiungi story, aggiungi storia. no, aggiungi storia no, non metterlo che poi ti incasina tutto. Condividi e Ok. basta. Perché cosa cambia con aggiungi storia? Cosa succede? No, che poi ti fai i programmini, devi aggiungere la musichetta, le cose. Non c'entra niente Ah, con la live. tipo, aspetta, proviamo, vediamo cosa esce. Ma per carità. Mi mette la live in pausa, non Sì, serve a mettere la niente. live in pausa perché devi fare un post, capito? Non c'entra niente con la live. Ah, ok, una sorta di post per pubblicizzare la live, diciamo. Oh, grazie mille a tutti voi che state ricondividendo la live. Ciao Zamora. Zamora la conosci, sì. Boh, no, mi sa di no. Ciao Luca, che è anche un mio amico di paese. Ok, grazie mille, molto gentile a chi sta ricondividendo la live. Poi devo capire anche come fare per condividere la live, cioè unirla a YouTube nel caso. Perché c'era anche su YouTube un po' di gente che mi seguiva, però boh, io devo capire meglio come funziona la tecnologia. Ma su questo non te lo so dire. Devi chiamare qualcuno. Devo organizzarmi meglio, diciamo, vabbè, È una cosa veramente imparerò. esagerata sarda.
Cosa? È una cosa veramente esagerata, sarda. Si sente l'accento, sì. E niente, mi illumi. Ok, se volete inizio. Mi sa che non si può fare Marco contestualmente. Boh, non lo so. Tu cosa dici? Otto, inizio? Come Cosa, vuoi tu, cosa quello mi che consigli? senti fai, è la tua, vai. Allora, io inizio a parlare, poi... Se no, poi le ripeto le cose. Sia su TikTok che su YouTube e su Instagram contemporaneamente. Ah, ok. Devo capire bene come fare per metterli tutti nello stesso... cioè tutti insieme. Vabbè, adesso iniziamo da qua. Da TikTok, che è già Guarda, molto. quando Per finisci questo. la live vai sul... Guarda, l'intelligenza artificiale ti dice tutto su queste minchiate qua. Sì, sì, È perfetta effettivamente, quella, guarda, per queste cose è perfetta. queste cose è top. Allora, buonasera a tutti, io sono Marco. Eh, Mi presento per chi non mi conosce. Sono un operatore olistico, tra le altre cose. È da anni, da più o meno da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 28, che pratico i viaggi astrali. Ho iniziato leggendo alcuni libri, sperimentando, non mi capitavano spontaneamente e quindi sono alla prova che anche se non vi capitano spontaneamente, attenzione, attenzione se la live non verrà chiusa entro un minuto saranno applicate delle restrizioni. Perché? Cioè, viva i tedeschi sta scrivendo così. No, lascialo perdere. Aspetta, aspetta che lo cancello. Toglilo, E in questo caso sì. bloccalo. Ok, come si fa? Aspetta. Allora, vai su di lui, vai nei Ah, tre block account. puntini e metti Confermo. blocca. Ok, sì, ho messo block account. Bravissimo. Quando vedi c'è cose Ah, strane, blocca. ok, ok, perfetto. Ok, sì, faccio moderatori. Zamora, vuoi che ti metto come moderatore? Se vuoi darmi una mano, se ti fa piacere. Sei la benvenuta. Allora, mi ricollego. Ok, vabbè, ti inserisco. Come si faceva? Contrassegno spettatore. No, com'era allora? Devo un attimo prenderci la confidenza. Allora, Marco, non c'è bisogno di andare in astrale per capirlo. Duccio. È più facile andare in Australia che a stemmare. Allora, devo metterla come ospite. Trova ospiti di passaggio. No, non è questo. Come ospite, Dove lo puoi cavolo far si inserisce? salire su. Lo volevo far salire su, sì, volevo metterla come moderatore. Ah, no, lei c'ha l'account privato. Ciao Sole. E deve Ah, ok, fare lei ok, la ok. richiesta. Vabbè. Ah, ok, 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 ok. Vabbè, comunque, ricolleghiamoci. Stavo dicendo, da quando, cioè, arrivata a 15 anni, già prima ho avuto un po' di esperienze strane, particolari. Ehm, allora, vediamo, ha fatto la richiesta forse. E Lore chi è? Lo conosci chi è Lore? Uno se ti fanno le richieste. Sì, sì, Lore ha fatto una richiesta. Lore, presentati. Se scopro che sei una persona interessante, ti possiamo anche far salire. Chi, Comunque, Zamora? allora, mi collego al discorso. No, no, Lore, una persona che è passata qui, ha fatto un commento che si poteva salire, non ha dato la richiesta. Allora, ce la posso fare. Mi ripresento per quelli nuovi che sono collegati, io sono Marco Capai, è da anni che sto sperimentando i viaggi astrali. Ho iniziato più o meno quando... sì, Lore, magari rimani in linea e poi ti faccio salire se sei ancora interessato.
Dicevo, ho avuto varie volte esperienze strane nella mia vita, però a 15 anni ho deciso appunto di iniziare a sperimentare i viaggi astrali perché erano la cosa che più si avvicinava ad avere dei superpoteri in questa dimensione terrena, ecco. Cosa ho fatto? Ho comprato dei libri che non ho neanche letto del tutto perché poi ho preso quello che mi serviva e ho iniziato a fare i miei esperimenti. Prima dei 15 anni avevo già sperimentato qualche meditazione, però diciamo che poi dai 15 anni in poi ho reso tutto un pochino più, come si dice, più intensivo, ecco. E quindi cosa ho fatto? Ho preso questo libro, questo. Io sono dimostrazione vivente che i viaggi astrali, se stimolati con l'autoipnosi e le meditazioni, si possono fare. Non sono una cosa, non dovete essere dei prescelti, o forse sì, non lo so, ma comunque basta mettersi e a scoprire che è possibile creare un collegamento più diretto col proprio inconscio, che è proprio quello che la società attuale non piace così tanto. Perché? Perché ovviamente noi se iniziamo a accedere al nostro inconscio iniziamo a recuperare tutte quelle facoltà che va bene che rimangano dormenti perché? Perché così l'essere umano è più utilizzabile in sostanza, si piega di più a, a quello che il sistema vuole, a quello che la propaganda immette. Quindi connettere la parte cosciente, il proprio conscio, alla proprio inconscio, oltre che essere una figata pazzesca perché permette di entrare e accedere a tutto il mondo della fantasia e delle cose che vengono relegate ai mistici e ai profeti vari nelle varie religioni, e permette anche di poter fare il lavoro su di noi, quindi di poter entrare in contatto con le nostre emozioni, con la nostra parte creativa e con i nostri sentimenti e poter capire effettivamente cosa desideriamo interiormente con sincerità e non ciò che dovremmo desiderare. Ci sono queste piccole differenze che poi magari col tempo, osservandosi, si riesce anche a capire, però diciamo che la società odierna è sempre proiettata verso il fuori, verso andare a infilarti in testa cosa devi desiderare, cosa devi pensare, chi devi essere, cosa devi credere di essere, e invece andare a connettere queste due parti permette proprio di potersi ascoltare, potersi sentire, potersi proprio svegliare, alcuni direbbero, risvegliare o illuminare, non lo so. Poi certo, sicuramente inizialmente non è facile, specialmente con una mente molto plagiata e che non rompe molto gli schemi. Ma a volte è anche meglio non avere la mente che rompe troppo gli schemi perché sennò diventiamo un pochino psicopatici e impazziamo alle volte. Perché poi ci sono i due estremi. C'è l'estremo di essere troppo razionali e l'estremo invece di essere troppo irrazionali e quindi impazziamo. Ci vuole sempre un equilibrio, la via del mezzo, quella che indicano i maestri di tutte le grandi religioni o comunque più che religioni, spiritualità, ecco. Perché inizialmente tutto nasce come una corrente spirituale, poi diventa religione per andare a relegare. E comunque, ciao Doriano. Andare a connettere queste due parti ci permette non soltanto di andare in astrale, ma anche appunto di tirare fuori la nostra parte creativa. Perché il vero superpotere dell'essere umano è la parte creativa, la parte capace di immaginare un mondo diverso, migliore, e avere innovazione, avere intuizioni, avere nuove invenzioni anche, perché poi ognuno è venuto a portare una parte creativa diversa qui sulla Terra e c'è chi è venuto a portare una cosa, c'è chi è venuto a portare l'altra e quant'altro. Infatti molto spesso i grandi inventori vanno proprio a inventare e a scoprire le loro scoperte grazie al fatto che la parte razionale si mette un pochino da parte e lascia uscire fuori quello che c'è sotto. E
come vanno a farlo di solito, andando proprio sì, esatto, la fantasia, andando proprio a staccare la parte razionale, andando a distrarre la parte razionale, come si fa nell'ipnosi. Io sto seguendo dei corsi approfonditi di ipnosi, sto seguendo un master di ipnosi per continuare a approfondire e portare poi anche ai miei amici e clienti sempre un prodotto, un'esperienza di maggior qualità. Eh, Loro come andavano a fare? Andavano a distrarsi, magari andando a fare una passeggiata, non pensandoci, cucinando, andando magari a passeggiare o facendosi una doccia, proprio quando a volte le maggiori invenzioni arrivano proprio quando andiamo a mollare il controllo. Perché a volte il problema è proprio pensare troppo. Infatti la meditazione aiuta proprio a gestire il, il discorso dei pensieri, ecco. Perché i pensieri vanno saputi gestire, altrimenti non servono a niente. Semplicemente diventano, al posto che un aiuto, un sabotaggio. Qualcosa proprio che ti va contro e ti crea problemi anziché risolvertene. Allora, reinserisco invita. Boh, ok, l'ho invitato. Allora, sì, liberarsi dei blocchi programmati. Esatto. Infatti, secondo me, perché il lavoro su di sé è proprio una sorta di decolonizzazione. Sì, dimmi. Scendo perché ti vedo in ritardo. Non so se sei tu o sono io. Chiedi alla Ah, griglia ok. se ci sono problemi di linea Boh, o no. no, ci sono problemi di linea per caso? Anche io, vedo anch'io Lo in vedo anch'io in ritardo. ritardo. Allora, vado a provare Eh, a cambiare il wifi. Adesso metto il wifi, vediamo un pochino come va. Come va? Funziona un pochino meglio? Non lo so. Ora ho messo il wifi di casa. Ok, però sembra di no. Allora è il mio internet del telefono che stava dando problemi. Ok, dove eravamo rimasti? Sì, appunto, a questo collegamento, quando si manda una persona in ipnosi, si vanno a fare delle varie tecniche, o anche quando si va in meditazione, in modo tale da andare a creare una sorta di attenzione divisa, che poi è quello che si fa anche nel lavoro su di sé, come lavoro di presenza, e questo permette proprio di riuscire ad accedere a un altro potenziale, le nostre varie, i nostri vari, come si dice, i nostri vari, sì, potenziali, il nostro vero potere, il nostro vero io, perché poi alla fine il nostro vero io è avvolto da una coltre di condizionamenti esterni che si agganciano proprio soprattutto alla nostra parte razionale, che ci ingabbiano sostanzialmente. Poi nel tempo queste due parti dovrebbero andare a collaborare il più possibile, a integrarsi. Man mano che andiamo a rimuovere proprio i blocchi molto spesso cosa sono? Oltre che le credenze varie, i blocchi cosa possono essere? Situazioni della nostra infanzia o meno, convinzioni che hanno creato proprio delle situazioni, proprio dei programmi, ecco, dei programmi, dei schemi comportamentali che poi nel tempo si sono incistiti nel nel nostro sistema energetico, ma senza andare troppo verso le cose troppo e poi quando li energetiche. sblocchi ti fanno piangere. E io solo la provo. Ti fanno piangere, esatto, sì. Ti fanno piangere. Adesso accettiamo Raffaele e la facciamo entrare. Ok. Sì, ti possono far piangere, ma poi bisogna anche andare a volte a ricordare, a rimuovere, a lavorare per poter non ricadere nel condizionamento. Ciao Raffaella. Ciao Sì, Raffa. blocchi Ah, ma io scallizzano. non volevo salire, ma che mi è partita la richiesta facendo tap tap? O mi hai invitato te? Sì. No, guarda, io poi sono proprio poco digitale, È poi c'ho la cegada.
Ma sono ciecata, siccome che sono ciecata, chiedo scusa, no, tirami giù, io non devo di niente. Aspetta, come faccio? Scusa, Aspetta, Marco. Ci penso io. Eh, Ecco, sì, fatti un dai, bacio grazie. nel culo, va, vai. Pensavo volessi dire qualcosa. Se No, è qualcuno vuole dire partito di... qualcosa, Facevo i tappe tappe i cuoricini, si vede che chi sa doppigiato No, è partito... non posso fare niente, non mi hai messo quell'opzione lì. Devi come mettere... faccio Ah, a mettere i queste calci nel culo opzioni lì? non ci stanno, perfetto. Allora, devi darmi tutti quei cosi sotto, là, dove ci sono quelle palline. Ah, tutti i comandi in I comandi, assoluto? esatto. Ah, Ma ok. impara a No, io farlo poi non saprei tu. manco da dove Devi cominciare. fare gli sconnetti, Marco. Dai, dai. Su disconnetti, è lì, ok. Sì. Disconnetti, così. Disconnetti. Ok, ce l'ho Ah, fatta, sì, è grazie. caduta, ti sei fatta male. Ok, 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 perfetto. Allora, dove eravamo rimasti? Sì, allora queste robe si cristallizzano e vanno a creare una sorta di falsa identità, falso io, che poi è quello che il sistema utilizza per utilizzarci. Crea proprio una colonia dentro di noi. Sì, esatto, hai ragione, Ian. Crea proprio una colonia dentro di noi che poi ci gestisce, crea un falso io che ci utilizza. E molto spesso io queste robe le ho viste molto spesso anche in persone parzialmente risvegliate che comunque stanno facendo un lavoro di risveglio. Queste cose sono le convinzioni limitanti. Potete notarle come convinzioni limitanti. Il tipico è: no, io sono fatto così, no, io sono troppo buono, io non riesco a dire di no. E nel frattempo ti sta parasitando magari persone anche della tua stessa famiglia o il tuo datore di lavoro. Un Cioè, bel non è che per lux. forza dobbiamo andare verso il discorso. Sì, come se fossero pilotati, esatto, non entrano in quella linea lì. A volte si vede anche nei nostri anziani. Io ho parlato adesso, questi giorni scorsi, con alcuni anziani con cui ho interagito, ovviamente non dico nel contesto, nel luogo né niente, e ancora cadono in schemi comportamentali che si vede che sono, cioè c'è qualcuno che li sta, è il programma che li muove, cioè il fatto stesso di dire, no, ma non bisogna accontentarsi di quello che arriva. E magari però quello che ti è arrivato è un lavoro dove stanno sfruttando Ma poi, egregiamente. ma poi Marco, dopo che fai un lavoro come hai fatto tu, cioè, prima non te ne accorgevi, adesso vedi certe cose che sono allucinanti. Inizi a accorgertene e lì poi dopo bisogna andare a fare un altro passo ancora oltre e non arrabbiarsi, non rimanerci male. Non siamo venuti qua per salvare tutti, non siamo il maestro asceso di turno che deve salvare l'umanità. Bisogna farsi, cioè, cercare di portare qualcosa di buono nel mondo, ma anche farci abbastanza gli affari nostri. Cioè, voglio dire, li facciamo vedere il nostro punto di vita senza annichilirci, ma appunto stiamo nell'equilibrio, non dobbiamo andare a prenderci magoni per nessuno, perché altrimenti è lì che poi l'alieno, tra virgolette, continua a drenare energia psico-emotiva e noi dopo torniamo a casa e siamo dei cadaveri che camminano, degli zombie. Dei È questo. burattini. Sì, siamo dei burattini, poi veniamo comunque utilizzati e quant'altro. E appunto, tornando al discorso dei viaggi astrali mi ha permesso di vedere. ehm, sì, esatto, noi dobbiamo salvare noi stessi in primis. E salvare prima di tutto il vero noi stessi, cioè il nostro vero io, che molto spesso non conosciamo. Vi posso assicurare che poi non si smette mai di Ecco conoscersi, nel tempo Marco, magari. il salvare secondo te è una parola giusta o no? Secondo me no, non è il salvare. Poi vedi Se tu. vediamo. Allora, secondo me bisogna salvare noi stessi in primis. Beh, bisogna effettivamente salvarci perché, ma non senza farci prendere dall'ansia, ma più che salvarci bisogna ricostruirci perché forse è esatto, non è giusto dire salvarci, ma è magari più giusto dire ricostruirci perché siamo completamente distrutti. Siamo completamente demoliti, distrutti, abitati da idee che non sono le nostre. E magari passiamo l'intera vita a pensare, o chissà cosa penseranno gli altri, o a dire, ah, ora faccio questo perché così gli altri li scandalizzo, come facevo io un periodo che mi divertivo a scandalizzare la gente mangiandomi le cavallette. E io lì ero andato completamente nello spazio opposto, cioè in realtà perché devo andare a fare quella roba lì? Che senso ha? Perché che bisogno ho di creare scandalo? Niente, non mi serve a niente, infatti non è inutile. Anche quello è una manipolazione. Cioè, anche lì sei.
Esatto, ma chi se ne frega degli altri? O meglio, bisogna dare una mano agli altri al mondo per quello che possiamo, perché non dobbiamo diventare soltanto degli egocentrici che pensano solo a loro stessi, però bisogna stare anche un pochino nell'equilibrio, cioè perché lo sto facendo? Voglio solo attirare l'attenzione in maniera sterile o voglio magari passare un bel messaggio che a me ha fatto stare bene e quindi ci sta? Tipo in questo caso quello che vi passo io, e ci tengo a ribadirlo, è che per andare in astrale lo possiamo fare tutti. C'è chi è portato, c'è chi è meno portato, ma basta studio e pratica, come per tutte le altre cose. Non bisogna flipparsi, perché ovviamente se poi andiamo a trascurare la nostra vita, i nostri affetti e il nostro magari lavoro per andare in astrale diventiamo dei folgorati, poi gente che è impazzita e poi la finiamo in reparto psichiatrico e ci fanno un TSO. E molto spesso succede che alcune persone che magari sarebbero molto portate per andare in astrale hanno delle grosse psicosi, perché bisogna comunque ricordarci di metterci i piedi a terra. Esatto, a volte non vale la pena e non dare appunto le perle ai porci, esatto, questo sì. Però bisogna capire appunto chi abbiamo davanti, anche lì, ascoltarci. In primis una cosa che vi posso dire, per aumentare la vostra percezione, che non serve neanche andare in astrale, appunto, anzi, bisogna andare nel corpo. Più andiamo nel corpo e più sentiamo il corpo e più diventiamo consapevoli del nostro respiro e più dopo anche sia la capacità percettiva nel qui e ora si amplifica, sia la capacità di andare oltre si amplifica. Tutti e due vanno di pari passo, l'uno non esclude l'altro. Essere centrati in equilibrio, esatto, verso l'interno, dentro sé. Sì, andiamo verso dentro ma anche verso fuori, come se avessi un'espansione, perché poi è come dentro così fuori, così sopra così sotto, sono le leggi ermetiche. Sì, è come un Effettivamente polmone funziona così. etereo, praticamente, un polmone etereo che respira e inspira. Sì, esatto, infatti quando noi a volte vogliamo percepire meglio quello che è l'altra persona anche, basta semplicemente ascoltare il corpo. Siamo lì, siamo in ascolto del corpo, mettiamo i piedi a terra, portiamo l'attenzione al nostro ara, quindi al nostro basso addome, tra le anche, quindi andiamo qui a radicarci bene, sentiamo le nostre emozioni, sentiamo il nostro cuore, cosa ci sta smuovendo dentro, allora lì ci connettiamo con la nostra percezione, che però bisogna sempre dare il beneficio del dubbio perché potrebbe essere falsata dal fatto che magari il nostro sistema nervoso sta rispondendo a dinamiche che magari possono aver scritto un programma nella nostra psiche, quindi nel nostro sistema nervoso, che rispondono a cose che abbiamo appreso quando eravamo piccoli, in sostanza. Quando eravamo piccoli, perché poi noi andiamo magari a dire ah, quella cosa per me non va bene, quel tipo di persona a me non piace, e magari non è che non ti piace quel tipo di persona, è che magari quel tipo di persona i tuoi genitori da piccolo te l'hanno fatta passare come qualcosa di estremamente negativo, come qualcosa che non ti serve. Poi c'è da dire anche che però in tutte le persone spesso e volentieri un sistema di allarme funziona. Cioè, è tipo le persone che finiscono sotto i narcisisti, il segnale, il loro sistema, gliel'aveva dato all'inizio. Solo che loro l'hanno ignorato perché magari sto giudicando troppo e così non va bene. Poi c'è da dire anche che magari hanno vissuto quella dinamica in famiglia con un padre e una madre narcisisti e quindi magari sono rimasti incalappiati, perché poi oltre agli alieni, oltre alle cose che si possono vedere in astrale, dobbiamo riportare tutte le cose al qui e ora e alle cose che abbiamo davanti, perché altrimenti diventiamo invasati, cioè diventiamo persone che sono pazzi furiosi. Non è questo il nostro obiettivo è espandere anzi la nostra coscienza, non perderla, perché poi ricordiamoci sempre che quella parte lì a cui noi andiamo ad accendere è l'inconscio, e l'inconscio, se non gestito bene, le cose sono due: o ti fai pippe mentali, una cosa assurda, e non concludi niente nella materia, oppure impazzisci, impazzisci, tanti saluti, cioè inizi a vedere anche le cose magari come sono, ma magari vai a dirle appunto a chi non se le merita e quindi dopo ti senti male perché così, cos'ha, però il mondo non mi capisce, sono tutti sbagliati, sono tutti scemi tranne me, tutte queste cose qui. Sì, esatto, l'inconscio può diventare un sabotatore se non gestito. Per quello queste due parti, la parte cosciente e la parte inconscia, devono
iniziare a conoscersi. È come se dovessero sposarsi internamente. Perché poi nell'inconscio, oltre alle cose belle, ci sono anche le cose brutte, ci sono potenzialità, ci sono gli dei nell'inconscio, ci sono la nostra parte creativa, ci sono le nostre intuizioni, c'è veramente un casino di roba, le nostre guide, ma così come c'è anche tutta roba che Quindi è invece come un universo praticamente, ogni persona è un universo. ogni persona è un universo e poi quegli universi toccano man mano che noi andiamo oltre, man mano che lavoriamo su di noi per andare a far sposare queste due parti, entriamo in contatto tutti. Cioè, è come se tutti quanti poi ritorniamo alla casa del padre, per così dire, e ritorniamo tutti quanti a essere un'unica cosa. Casa del Ecco, padre, casa della madre, poi una cosa ecco, tutte quelle parti relativa, ce n'è. come hai detto tu, cosa sono e quali sono? Cioè, le parti interne per spiegarlo alla gente. Allora, diciamo che adesso noi come esseri umani abbiamo degli schemi per poterci comprendere, ma poi alla fine tutto è uno. Però abbiamo bisogno di degli schemi, quindi parte razionale, parte cosciente che sarebbe la parte maschile, parte inconscia che sarebbe la parte femminile, ma non vuol dire che le donne sono inconscienti, non è questo il punto, è che il femminile è ciò che poi ci permette di ritornare alla trascendenza, mentre il maschile è ciò che ci permette di poter creare nella materia, spesso e volentieri, quindi poter portare dei piani razionali con degli schemi quadrati che ci permettono di manifestare nella materia, con un piano anche di azione, perché poi è fondamentale. E quindi, secondo la mia esperienza, io, e secondo quello che appunto dicono le mie guide, e secondo appunto i puntini che ho unito, sarebbe parte razionale, che sarebbe lo spirito singolare, la parte maschile, poi c'è il femminile, che sarebbe la parte animica, quella che poi ci permette di andare oltre, e che poi è la vita stessa, è quella che proprio permette a questa realtà di esistere. E poi c'è la mente, che fa da mediatore, ma la mente non è staccata dal corpo, mente e corpo sono la stessa cosa, perché se la mente è ben unita col corpo, non c'è scissione interna, noi torniamo a essere un organismo unico, ma infatti non c'è scissione, cioè qua c'è la materia grigia principale, ma poi il sistema nervoso si irradia dentro il corpo, perché il corpo è ciò che ci permette di vivere questa realtà fisica, virtuale. Sì, dobbiamo equilibrare tutti e due. E perché a volte non sono equilibrati questi tutti e due? A volte, qui mi collego proprio anche a ciò che dicono proprio anche gli psicoterapeuti, infatti a volte il miglior lavoro su di sé per trascendere è un lavoro di psicoterapia, sono i genitori, perché il femminile è rappresentato dalla nostra madre, la nostra parte irrazionale, il nostro maschile è dal nostro padre. A seconda di che traumi anche ci hanno causato, di qual è il nostro trauma familiare, il nostro dramma familiare, la mente, che è il figlio, che saremo noi, riesce a mediare e portare più o meno una cosa o l'altra. Quindi andiamo sempre a riportare quello che è trascendente, irrazionale, un discorso molto materiale, molto concreto. È questo che ci tengo io sempre a ribadire, perché non dobbiamo diventare degli schizomani, dobbiamo portare la magia nella nostra vita, la speranza. Dobbiamo avere una marcia in più, non una marcia in meno, o comunque possiamo avere la sesta, però poi ci schiantiamo e la finiamo in terapia psichiatrica perché stiamo impazzendo. E appunto questo è fondamentale, secondo appunto quello che è la mia esperienza. Capendo qual è il nostro dramma familiare, possiamo capire qual è il nostro punto debole, ma anche il nostro punto forte. Perché non dobbiamo andare dopo a prendercela con i nostri genitori. Ho deciso di fare questa esperienza, va bene, per un motivo, per l'altro, non lo so. Lavoriamo sulla compassione in primis. Poi, compassione non significa che siamo degli sciocchi che continuiamo sempre a farci fregare, a fare i sottoni che stanno lì sotto i nostri genitori o sotto chi altro ci capita. Quelle sono delle scelte che poi facciamo in maniera più o meno consapevolmente. Esatto, pacificazione. Riuscire a parlare magari di quello che ci è successo, di bello e di brutto, guardando gli aspetti positivi, quelli negativi, con un occhio distaccato, tirando sul meglio della nostra esperienza, ecco.
Ognuno di noi è maschile e femminile, esatto. Dentro di noi c'è una parte maschile e una parte femminile. E queste due parti collaborano. Dipende poi quanto collaborano a seconda di cosa abbiamo vissuto e quant'altro. Ovviamente la società attuale, si vede anche dei fatti di cronaca che avvengono, non è spinta verso una collaborazione pacifica tra i due sessi, ma a volte si trova a volte anche fuori, questo perché poi come dentro così fuori, come in alto così in basso, possiamo vedere anche le cose più disparate, cioè vediamo anche come a volte anche per esempio il femminismo diventa non più far valere i diritti delle donne ma andare contro gli uomini. Poi c'è di fatto che però ora le donne hanno cioè secondo me sono una questione in cui dovrebbero anzi tirare fuori ancora di più il femminile e farsi valere, perché si vede come il femminile viene schiacciato nella società odierna, si comportano in modo irrazionale più o meno tutti quanti, ma non se ne rendono conto, pensano di essere super razionali, ma in realtà la società attuale non è per niente appunto razionale, ecco. E niente, questo è fondamentale. Sì, il sistema, i demoni, per così dire, sfruttano queste cose. Quelli psicopatici, alienati, che sono dei veri e propri parassiti, perché basta vedere il fatto che se io mi apro la parità IVA devo pagare il 60% di tasse e loro ne pagano molte di meno perché hanno una multinazionale. Ciao. Ciao Ela. E quindi questo ti fa capire, basta vedere quello che stanno facendo con genocidi vari nel mondo, e poi il problema però sono io magari che mi azzardo mai a rispondere male a uno che mi sta mancando di rispetto e sono io il cattivo. Comunque, vabbè, queste sono polemiche che però è giusto vedere, non facendo finta di niente, e poi trovare i modi per migliorare la vita. A noi stessi in primis, perché poi quella è la cosa fondamentale. E appunto, invece, riuscendo a trovare anche fuori una comunicazione armonica, in primis all'interno delle nostre famiglie e poi all'interno della società tra proprio i due sessi, amore e giustizia, esatto. È lì che riusciamo a riportare il paradiso in terra. Cioè, per esempio, io con i miei amici abbiamo creato un'associazione, non a scopo di lucro, si chiama Verde Paradiso. Poi mano a mano andrò a sponsorizzarla sempre di più. Ora sto ancora cercando di capire come farla funzionare senza fare danni, perché è una cosa nuova per me e quant'altro. Si chiama Verde Paradiso. L'idea è proprio quella di portare il paradiso dentro e fuori da noi. Il motto è l'oasi di benessere che insieme possiamo realizzare dentro e fuori da noi. Fuori con rimboschimenti, valorizzazione appunto di tutto quello che abbiamo a livello naturalistico, ma anche a livello antico, quello che ci hanno lasciato i nostri antichi. Quindi magari anche andare a fare rimboschimenti intorno a posti archeologici o sensibilizzare sul fatto di non buttare l'immondezza dentro i nuraghi o le sigarette nelle domus de Chanas, queste cose qui che possono sembrare cose scontate ma a quanto pare non lo sono. E poi dentro di noi, andando a fare dei lavori su di noi con le varie pratiche come per esempio il Qigong, il viaggio astrale o quello che è, per poi poterci mettere ogni giorno in discussione e essere capaci di morire e rinascere a noi stessi. Eh sì, tutto da noi viene emanato sia il paradiso che l'inferno. È proprio così. Purtroppo questo a volte non lo capiamo e ogni volta andiamo a prenderci col politico di turno. Poi però magari, quello è un imbroglione, quello è un corrotto. E poi si va a chiedere alla gente, banalmente, in piazza o comunque nei centri commerciali o in un bar o in discoteca o quant'altro, e loro farebbero esattamente la stessa identica cosa se messi a quel punto. C'è un video iconico che adesso non ho ovviamente salvato, però di questo signore sardo in un bar che gli viene chiesto cosa ne pensi dei politici? Sono tutti ladroni, tutti rubano tutti. E tu cosa faresti se diventassi presidente della Repubblica o il dittatore? Io rubo anch'io. Beh, perfetto, fantastico. Ok, vabbè, Doriano dice, cosa ne pensi di tutta questa cattiveria che c'è in giro? Penso che è colpa nostra, cioè è colpa nostra come esseri umani. I maestri sono arrivati anni fa e se avessimo applicato, non dico che dovessimo applicare Buddha, ma se avessimo applicato quello che ci ha insegnato il maestro Gesù Cristo,
in Occidente, bene, senza andare a mettere quelle porcherie che poi invece hanno preso, come le discriminazioni per le donne o per i gay o quant'altro, come cose varie, che poi sono cose più antiche di gente vabbè, lasciamo stare. Comunque, ma se avessimo applicato quelle, che sono le cose che ci ha insegnato maestro dei maestri, come viene chiamato, avremmo risolto, non dico che avremmo risolto tutto, però secondo me almeno l'80% dei problemi attuali li avremmo risolti. Perché prima di tutto non venderemo armi a chi sta facendo la guerra, in prima cosa. Seconda cosa, non andremo a continuare a votare gente che comunque i frutti fanno schifo, cioè c'è poco da fare. Non è che andremo a berci la propaganda, basta vedere quello che ha detto Gesù Cristo, ok? Dai frutti conoscerete che albero è, perché arriveranno vari cristi che spacceranno come maestri, e dei frutti li riconoscerete. Ora io l'ho detta in maniera proprio da bar, ve l'ho detta. Non ve l'ho spiegata bene, che ovviamente andate a leggervi questi testi che hanno tante informazioni dentro, sia quelli apocrifi che quelli no, perché comunque è tanta l'informazione lì dentro, anche se hanno cercato di manipolarla. Cioè, di certo non c'è gente che mi direbbe al giorno d'oggi, però se c'era ancora Berlusconi, cazzo, Berlusconi è morto, grazie a Dio, è ormai andato, andiamo avanti, prendiamo ciò che è buono c'è nel mondo, e ciò che ci ha insegnato magari qualcun altro che non era un maniaco sessuale, che si faceva i festini e che ha fatto gabole statali per riuscire a livello imprenditoriale, tanto di cappello, per carità, sicuramente non era un poveraccio, ma a livello umano, secondo me, ovviamente come tanti altri lasciava desiderare. Però aveva anche i suoi pregi, per carità. Sicuramente aveva fatto accordi con Gheddafi che erano utili, così come tanti altri con Putin, eccetera. Ma ok, lasciamo stare quell'illusione del superuomo, guardiamo veramente cosa ci ha insegnato qualcuno che non ha fatto solo propaganda, perché per il mio i maestri non hanno fatto solo propaganda, mi sto limitando solo a parlare di Gesù. Poi se andiamo a vedere Buddha, se andiamo a vedere Confucio e tanti altri, c'è tanto altro ancora, c'è davvero tanta altra cosa che non serve, cioè basta che ognuno va e poi applica. Ma anche solo qua in Italia, che diciamo che siamo la patria della cristianità e quant'altro, andiamo a applicare un minimo quello che ci ha insegnato. Un minimo. Cioè basterebbe il fatto di non andare a criticare costantemente sempre tutti. Ma la cosa bella è che Cioè, ci reputiamo cristiani ma non facciamo niente di quello che ha detto lui. Cioè, è quello che niente. è ancora più Cioè, è anche allucinante. le stesse persone che dicono io credo in Gesù ma non credo nei preti. Sì, ma non è una questione di credere, è una questione di applicare quegli insegnamenti che ti ha dato, perché poi se tu dopo rubi come rubano gli altri, Esatto, il siamo fare. una banda di ladroni, cioè non stiamo cambiando niente. Poi lui ci ha insegnato tante cose, come ci ha insegnato il fatto, per esempio, che non si va al matrimonio per andare a mettersi la cenere in fronte e fare penitenza. Quando c'è il momento di festeggiare si festeggia, quando c'è il momento di fare penitenza si fa penitenza. Cioè è una questione anche di mentalità. Io non devo andare poi a criticare chi magari fa festa, magari non la faccio ogni giorno. Il giorno che c'è da fare lutto faccio lutto, il giorno che c'è da fare festa faccio festa, e cerco un minimo di rimanere bilanciato. Anche lui, secondo quello che dice il mito, ha trasformato l'acqua in vino, e sicuramente non l'hanno usata per lavarsi i piedi, l'acqua, il vino, l'hanno usato per festeggiare. Anche lì non c'è niente di male. Buonasera. Vedo qualcuno, vedo che saluta. Non so, Eh, hai finito oppure facciamo no, salire? ecco, appunto, adesso parliamo di propaganda. Ok, vai, vai. Ci sono una serie di libri che vengono utilizzati anche dall'elite, che si reputano elite, che poi infatti adesso non è più guerra tra destra e sinistra, ormai è guerra tra popolo, massa che produce, asinelli che girano nella ruota e producono farina, e poi le elite che stanno lì su. E ci sono vari libri che parlano proprio di propaganda e potere, tutte queste robe qui. Sono 5 libri se non sbaglio. La psicologia delle folle, psicologia delle masse. Vi consiglio di leggerli o comunque di ascoltarveli perché possono essere utili. Ci sono anche gli audiolibri e vedete proprio cosa studiano chi poi va lì a comandarci. Cioè proprio ci sono strategie di manipolazione che
sono scritte da uomini e sono presenti lì, dovrebbero essere studiate a scuola. Però se a scuola iniziassero a studiare quelle robe lì, probabilmente il sistema non sarebbe più un sistema di istruzione, ma diventerebbe un sistema di educazione, che sono due cose completamente diverse. Comunque, io bevo un bicchiere d'acqua. Se c'è qualche domanda, Otto, se vuoi dire qualcosa. Io la tua anima la conosco, Marco. Io not free, non so cosa. Non so chi sei. Magari se ci sono conosciute le nostre anime, o comunque, magari non so se ci siamo parlati, adesso non saprei. I quattro protocolli del vecchio Savi di Sion sono già le agende del 2000. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma il problema, sapete che cos'è, però una cosa molto divertente, che tipo, per esempio, il protocollo del 24, sì, quello è veramente brutto, quello è un documento orribile. Cioè, il 24 me lo sono ascoltato, puro razzismo, è stato puro. Comunque, i 24 protocolli dei vecchi Savi di Sion sono una cosa assurda. Comunque dicevo, anche se voi tipo andate a vedere per esempio alcuni di quelli che si reputano l'elite, sarebbero quelli i sionisti attuali, alcuni sono sionisti, poi non sono tutti sionisti, però una buona parte lo sono, dicono che loro si riferiscono al Talmud, ma non lo seguono neanche loro, cioè se la cantano e se la suonano allegramente, proprio. Basta vedere il fatto, non farai prestito ad usura. Devo aggiungere altro, cioè hanno basato tutto il loro impero sull'usura, anche in famiglia se la fanno. Ce lo fanno. E lo Zoroar. No, allora forse mi sto confondendo. Lo zoroastrismo dice cose molto interessanti. Ci sono invece dei protocolli scritti anche da alcuni rabbini che fanno veramente robe super razziste. Adesso mi sto confondendo io probabilmente. No, lo zoroastrismo è molto interessante e molto valido. Infatti ci sono alcuni Vangeli apocrifi che dicono anche questo, che fuori ci sono le anatre, un'anatra è volata qua vicino, comunque sotto la finestra. Comunque dicevo, mi sono perso, ok, fantastico. Sì, ci sono Stavi alcuni parlando dello protocolli. Sì, zoatrismo. lo zoroastrismo, ecco, appunto, dicevo, alcuni dicono. No, lo zoroar non è lo zoroastrismo, adesso sono un po' non lo so adesso cosa sia, sinceramente, mi sono un pochino perso. Comunque ci sono alcuni che dicono, alcuni Vangeli apocrifi che dicono proprio che Gesù non fosse israeliano, comunque palestinese, di quella zona lì, ma fosse della zona della Persia, quindi zona dell'Iran, Iraq, quella zona lì. Si pensa perché abbia studiato in Persia, abbia studiato zoroastrismo, abbia studiato il terzo libro dopo il Talmud. Ah, ok, sì, ok, ho capito. Devo andare a guardarmi queste cose. Diciamo che non è che me le leggo ogni giorno. Preferisco leggermi altro. Adesso sto leggendo i libri che mi hanno dato del corso che sto seguendo di ipnosi. Che poi posso anche consigliarvi, vi consiglio, è il master di ipnosi di Marco Paret. Lui è veramente, se non quello che ne sa di più a livello europeo, uno di quelli che veramente ne sa di più. Un grandissimo. Cioè ti manda le persone, anche quelle che non riescono ad andare in ipnosi così. Proprio molto molto bravo, ve lo consiglio. Se vi interessano i discorsi ipnosi e seguire dei Ma corsi, quello che hai fatto vi con me è consiglio. stato uno di questi. Sì, sì, con te ho fatto un pochino di quello. Anche perché, Ciao Angie. diciamolo, tanto sono stato quasi 15 minuti che non riuscivo a fare niente. E invece Sì, poi sì, ci sei sì, sì. riuscito alla fine. Esatto. Inizialmente con te ho applicato quello che praticavo con quello che ho imparato di un corso di un weekend. Mm, Questi corsi, fanno girati i corsi di un weekend. mm. Anche per me è bello rivederti, Angie. Però i corsi del weekend non servono a niente, cioè servono per insegnarti una piccola tecnica di rilassamento, No, rilassarti, non infatti servono a niente. quell'altro è stato bellissimo. Cioè, dopo quella lucetta lì ho visto tutto poi. Eh sì, e poi appunto lì si usa anche la luce per mandare in sync due emisferi e sono anche tecniche che Ecco, poi a utilizzavo proposito, infatti, nei servizi segreti. puoi spiegare
chi può andare in ipnosi, cioè chi riesce, chi non riesce, perché non riesce. Ecco, vedi, ho fatto anche alcuni esperimenti da poco. Adesso ve la spiego questa cosa. Il discorso di andare in ipnosi e non andare in ipnosi è proprio un discorso di lasciarsi andare e riuscire a rilassarsi e mollare il controllo. Se io mi convinco che io non riesco ad andare in ipnosi, io non riuscirò mai ad andare in ipnosi. Mai, impossibile, impossibile. Se invece io dico che riesco ad andare in ipnosi e riesco a rilassarmi, eccetera, 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 io riuscirò ad andare in ipnosi. È proprio un discorso proprio di convincimento anche personale. Poi c'è chi è bravo e riesce a rompere questa cosa più facilmente, proprio a beccare i tuoi punti anche solo come parla, come per esempio Marco Paret, bravissimo. Davvero molto bravo. Poi ci sono alcune tecniche che aiutano ancora di più. Sicuramente lavorare su di sé, andare proprio anche a fare meditazione, visualizzare, tutte cose che stimolano di riuscire ad andare in ipnosi, andare proprio a riuscire a praticare e utilizzare delle tecniche di rilassamento come lo yoga, il qigong, la meditazione, tante altre cose, è ciò che ti permette poi nel tempo di riuscire anche ad andare meglio in ipnosi e poi riuscire a fare cose più assurde in ipnosi, perché ragazzi, io ho mandato in ipnosi persone che mi descrivevano persone in luoghi mai visti, robe proprio che erano dall'altra parte del mare proprio. Inizia col silenzio. Sì, il silenzio è un buon modo per iniziare a meditare, esatto, perché la nostra mente, la nostra parte razionale, o comunque il risultato dell'incrocio della nostra parte razionale e la nostra parte emotiva, perché poi i pensieri che girano nella mente sono un mix tra queste due parti, molto spesso il pensiero ricorrente è più un'emozione latente, e sono ciò che ci impediscono di accedere a quell'oltre. Stavo controllando perché Ecco, guarda sotto bene, c'ho io ti faccio degli sempre alberelli. controllare, guarda bene chi ci sta osservando. No, stavo guardando perché sempre le anatre, ho paura che No, quando venissero iniziamo perché c'è un le vivaio di sessioni, alberelli sotto e non vorrei che andasse l'anatra a no, distruggermeli. ha fatto la battuta, quando iniziamo le sessioni, che dico sempre, controlla sempre chi ci sta osservando. Sì, appunto, per chi non lo conosce, Otto mi sta dando una mano per alcune sessioni, e mi dà una mano, ogni tanto mi dà idee, mi porta curiosità, eccetera, eccetera, e a volte mi faccio dare una mano appunto da lui. Così. No, ma sei tu il grande, sei un grande, io l'ho sempre detto. E la chiede, tutti possono imparare a fare i viaggi astrali? Ho detto prima, sì, questo è il libro che vi consiglio. Siamo tutti sensitivi di Manuela Pompas. Poi io ho cambiato la tecnica, faccio altro, non è proprio questo, però questo è quello con cui ho iniziato quando avevo 15 anni. Eh, È ciò che vi permette di avere buoni risultati. Poi bisogna sperimentarsi, andare oltre se stessi, capire che a volte ce la stiamo raccontando, perché ripeto, in astrale potete arrivare a molte informazioni, ma potete anche raccontarvela tantissimo. Questa è una cosa fondamentale e importante. Ma in Australia arrivano anche tipo quelle immagini Sì. che ti è arrivata pure a te, dei programmi, discernimento devi avere. Bisogna avere, è per quello che bisogna morire e rinascere, cioè dobbiamo essere come la natura, che muore e rinasce ogni anno, dobbiamo morire e rinascere le nostre convinzioni, non dobbiamo fissarci con arroganza intellettuale o con convinzioni, io ho visto questo quindi è per forza questo, diamoci il beneficio del dubbio, poi l'esperienza ci dirà se abbiamo ragione o semplicemente te la stiamo raccontando. Poi allora, Maria e Giuste alla fine sono una sorta di sogno lucido, giusto? Sì, esatto, io i sogni lucidi però i sogni lucidi li ho fatti poche volte perché io dormo molto spesso in maniera molto profonda e non sogno sempre tantissimo. Io a volte vado in blackout così, mi spengo, non sogno niente, a volte sogno cose dove però sono molto immedesimato. Invece in astrale mi è più facile. Poi Angie dice, l'ho comprato 5 anni fa secondo il tuo consiglio, vedi? Ho ragione, poi ce ne sono anche altri, appunto, altri libri che ho comprato, devo approfondire, ovviamente non mi metto solo a leggere, sperimento molto, seguo corsi e quindi a volte i libri rimangono lì e poi magari dopo vedi che quello che ti è arrivato in astrale c'era anche nel libro, anche se non l'hai letto, e quindi neanche lo leggi. Invece sogno molto e ho sognato che a breve ci sarà un altro forte terremoto, può essere, a volte la nostra anima ci dà messaggi così. Poi ci saranno nella zona degli Stati Uniti, sì, l'avevo visto un paio di anni fa, negli Stati Uniti l'avevo visto, sì, effettivamente negli Stati
Stati Uniti non hanno un bellissimo karma, eh. Hanno 200 anni, hanno fatto più guerre loro che chiunque altro praticamente attualmente sul pianeta. Cioè, proprio sono lo Stato che ha fatto più guerre, più genocidi. Cioè, e lo dice la storia, non lo dice Marco Capai visto in astrale, ci sono libri di storia. Quindi che Dio abbia pietà di loro nel caso. Cos'è? Mi hanno detto in via. Delle persone hanno chiesto invita al co-host con un altro creator. Boh, no, non invito nessuno, ho No, visto no, una no, no, cosettina. rifiuta quelle cose lì che coste. Un'altra persona che sta facendo la live e fa una guerra tra di loro. No, lascia stare. Sono Una guerra giochini. tra live. Sì, ma sono giochini, ma non Se c'entra niente con qualcuno la... vuole, poi si può organizzare delle live anche insieme a altre persone. Io ho chiesto adesso anche a un'amica, vediamo se poi accetta. Un'amica che lei, anche lei viaggia astrali. Lei fa anche tecniche sciamaniche e tutte queste robe qui. È una persona interessante da andare a intervistare e presentarvi. Anche perché poi lei lo stesso fa corsi, fa pratiche e quant'altro. Cosa ne pensi dell'effetto Mandela? Vedi, questo può essere interessante da andare a vedere in astrale. Io l'ho subito varie volte l'effetto Mandela. E io penso che, no, forse l'avevo visto una volta in astrale adesso, però non è una di quelle che ho pubblicato, perché in astrale ho visto talmente tante cose che a volte non ricordo. Mm. Forse è Ehm, meglio che fai allora, salire un attimo Zamora un secondo, che forse ti devi dire una sì, cosa. aspetta, rispondo un Ah, attimo a pardon. questo. Eh, allora, mi sono perso. Cosa stavo dicendo? Mandela, Fammi... Mandela. Ah, l'effetto Mandela, esatto. Che effettivamente a volte cosa succede? Secondo quello che ho visto in astrale anni fa, e forse ce n'è una vecchia di sessione nel mio vecchio canale dove collaboravo con Cristina. Sì, l'effetto Mandela, effettivamente a volte avvengono dei cambiamenti nella Matrix, e quindi è come se fossero dei salti. È una roba che per noi potrebbe essere accaduta, poi in realtà non è mai accaduta. Proprio perché andiamo a saltare durante il sonno inconsciamente da un pianeta all'altro, perché è come se la Terra avesse varie versioni, una parallela all'altra. Almeno questo secondo... No, non sto più collaborando con lei, non sto più collaborando. Ho smesso, ho deciso di farlo per conto mio, così non si litiga. A volte è difficile mettere, come si dice in sardo, 100 uomini a casa 100 berritas. Basta andare a litigare anche se a volte certe cose è giusto vederle in modo diverso e basta, non c'è niente da fare. Comunque, adesso hai detto di far salire No, Zamora. Zamora. Però mi sa che non vuole salire. Zamora. Ah, ok. Vabbè, Forse è Zamora, meglio se vuole scrivere Iannai. qualcosa. Yannai, non lo so, se qualcuno di voi vuole scrivere qualcosa, vuole salire, lo dica, così vi faccio salire. Se sono persone sicure, non sono gente che è venuta qua solo a fare terrorismo. No, guarda, mi sa che li conosco tutti, quindi sono tutti terroristi, tranquillo. Sì, allora Angie dice tu e la tua luce. Io ho fatto una sessione con Angie e appunto chi ha fatto lezioni con me mi ha beccato nel top del top delle sessioni. No, anche io Mi confermo. sto conando, Marco è il sì. migliore del sessionista. Sei un sessionista. Un sessionista. Allora, vediamo chi chiede di salire. Ah, Doriano. Dai, facciamo salire Doriano, perché no? No, Doriano no, è una persona antipatica. Doriano l'ho fatto un'ipnosi sui giorni scorsi. Bella. Ya lo so, lo conosco Doriano. Ciao, Ciao fratello. No, Marco, Doriano no, è una persona antipatica. Ciao Doriano. Come va? Come è andata dopo l'ipnosi che abbiamo fatto sui giorni scorsi? Se ti va di parlarcene poi, se vuoi dirci come stai adesso, ecco, questa cosa qui. non è vero. Che cosa? Crea interferenza? Ciao, ciao, ciao. Ciao Doriano. Poi Mi Angie sa, dice, mi ha Non mi cambiato la vita la sessione sento. che avevo fatto tempo mi, fa con lei. mi sa Forse che Vero. Doriano ha problemi di linea. Ah, ok. Allora, Doriano, pazienza, scrivi. Scendi e risali, Doriano. Guarda. Fallo riscendere e fallo risalire. Se no. Mi sentite? Dici che...
Adesso sì, Ora lo sentiamo. Ciao Marco, ma non ciao, sento ciao. niente. Mm. Tutto a Ciao. posto? Sì, dai, tutto a posto, tutto a posto. Non c'è male. Tu come stai? Non ce Vedi lo che voglio. c'ha problemi di linea. Eh, io volevo fare per fare la testimonianza in diretta, mannaggia. Sì, non c'è problema. Fallo scendere e fallo risalire. È andata bene, dai, è andata bene. È andata benissimo. Non ti posso Fantastico. raccontare quello che mi è successo oggi perché è veramente da ridere. Ho litigato col mio capo. Mm. Vabbè, bisogna vedere. Potrebbe essere una cosa bella, brutta, bisogna vedere. Come diceva un Eh, proverbio taoista, fortuna o sfortuna, vediamo. Poi lo sai tu meglio di me se è una cosa positiva o No, negativa. no, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, Mm. lasciamo stare. Va bene, io con le sessioni che ho fatto con Marco ne ho fatte due, sono andate splendidamente, mi sono rispecchiato su quello che Marco dice, anche se anche lui mi ha aiutato a togliere determinati blocchi che avevo. Per me Marco vale e io non lo mollo. Grazie. Troppo bellino. Sì, con Doriano abbiamo fatto la prima volta una sessione dove sono andato in astrale, la seconda volta adesso è stato lui a andare in ipnosi. Abbiamo fatto un po' di esperimenti, siamo andati a lavorare su alcuni blocchi, su alcune cose. Proprio perché il corso di ipnosi che sto seguendo, faccio un po' di pubblicità al mio maestro Marco Paret, è molto valido, si lavora proprio, non è soltanto andare in astrale, vite precedenti e quant'altro, quello c'è anche quello per carità, ma si va proprio a togliere i blocchi, a lavorare sui blocchi, andare a ritrovare in sync dei due emisferi, andare proprio a far calmare la persona, a riportare su risorse, andare a riprogrammare anche la psiche, andando a mettere andando proprio a mettere anche dei nuovi programmi, perché si va poi andare, Allora, infatti adesso io... Dimmi. allora, ognuno di noi abbiamo i nostri doni, no? Marco, tu hai quel dono, Certo. sicuramente alzerai anche il livello, sono convinto di questa cosa. Io ho un dono che tu sai, Otto ha un altro dono, e tutti noi abbiamo un dono, quindi non possiamo dire agli altri tu sei bravo, non sei bravo, oppure è vero, non è vero. Non si può dire queste cose fino a quando non si provano. Beh, certo, è vero, hai ragione. Comunque, Angie dice che anche lei aveva fatto una sessione, è stata una svolta importante, e Alessandro ha detto che aveva fatto una sessione con me e Cristina e eravamo molto bravi insieme. Sì, è vero, funzionavamo molto bene, eravamo entrambi molto sensibili e sicuramente avere dall'altra parte una persona più grande con molta esperienza e molto sensibile ti migliora, ti dà ti dà una spinta in più, logicamente. Io li ho Eh, provati tutti quanti. Aldo, te, Cristina, Valeria, tutti. Angie dice che lei Li ho preferiva provati tutti. Aldo. Beh, avevano degli approcci diversi. Aldo era molto... Aldo e Cristina erano gli antipodi come proprio metodo di vita, proprio. E ognuno poi vede quello che gli è più simpatico, quello che gli è più in linea nelle sue corde. Ok, Zamora dice: Ho fatto uno strano disegno. Interessante. Riguardo cosa? Parlacene, dici informazioni. Sì, Zamora, se non lo sai, fai dei disegni, cioè parla con una persona e fai un disegno. Mm. E per quello ho detto, sali, fai vedere i disegni, Zamora. C'ha quel dono lì, Sì, Zamora, perché te no? ne Esatto, accorgi. facci vedere i disegni, facci vedere i disegni. Io però ho provato prima a farla salire, ma non riesco a capire come. Forse mi devi mandare la... Ah, ecco la richiesta, accetta. Perfetto. Facciamo salire. Io mi bevo un altro bicchiere d'acqua che mi sto seccando. Ecco, come l'hai fatta salire, falla riscendere adesso. Ciao, Zamo. Grazie, ciao! Ma l'hai fatta adesso? Aspetta che Sì, mentre ingrandisco di tu nuovo. parlavi, infatti poco fa l'ho detto a Otto
che ho visto uno specie tipo questo che mi ha ricordato quelle finestre nei film di Aladdin, non so Ecco, se perché. vuoi Marco ti insegno, aspetta un attimo Zamora, ti insegno a metterlo in grande. Schiaccia su Zamora, Eh, guarda le finestrelle in esatto, basso, espandi. Ah, bravissimo. ok, ecco. Ah, interessante. Figo. Sì, diciamo che può essere che hai canalizzato quello che sta avvenendo adesso in live mentre parlo, potrebbe essere. Hai visto e hai riportato sulla carta. Vero? Sì, mi capita spesso di fare questo, involontariamente, quando uno parla, anche quando parla Otto, un sacco di cose strane mi appaiono. Vai in canalizzazione, canalizzi, la tua anima ti manda informazioni in questo modo, è il tuo metodo è il tuo dono, ecco. Non lo so, È però una faccio cosa questo. veramente esagerata. Davvero me. Buttami giù adesso. Ma di No, dove... aspetta, Dimmi, Marco. dimmi. Io con te ti do il mio numero di telefono perché vorrei scoprire una cosa. Mandamelo in chat, non mandarmelo qui però. No, qua no, assolutamente no. Vorrei scoprire un qualcosa di interessante qua. Vediamo cosa viene fuori. Via. D'accordo. Buttami giù, Ma buttami giù. di dove sei? Di Montresta. Come si... Sardegna. Di? Provincia di Stano. Ah, ok, boh, paese hai detto Montresta? Boh, io sono di Capita in zona, Pimentel, vieni da me. e non l'ho mai sentito, però magari Zamora, un girettino me lo posso fare Marco di prima o poi. Pimentel in Svizzera. Non scenderai in Sardegna qualche volta. No, ma cosa in Svizzera? Io vivo a Pimentel che è vicino a Guasila, Monastiro, sono Lo vicino a so, ma Cagliari. Allora che cavolo Pimentel, dice Otto? Pimentel sembra un nome svizzero. Comunque, cosa faccio? Ti butto giù o ti lascio? Ah, buttami giù, dai, che poi magari vuole salire qualcun altro a fare delle domande più interessanti. Vabbè, ma Me se lo vuoi fare qualche domanda fai falla, sapere. Zamora, scusa. No, no, il coso mio qua ci devo... Dai, È ce lo privato, è vedremo io e privato. Marco. Me lo fai Sì, è un po' sapere. bellino. Ok, disconnetti. Vedi, sto imparando a gestire queste cose anche. E io mo vi racconto cosa ho fatto questo fine settimana. Cioè, o meglio, fine settimana scorsa, perché ormai siamo già a metà settimana che sta arrivando il nuovo fine settimana. Sono andato con la mia ragazza a Serri. Non so se siete mai andati a Santa Vittoria di Serri. E a me era successo l'anno scorso. A Santa Vittoria dove c'è quel nuraghe Molto sacco. antico. No, c'è anche l'Uraga, lì è un'intera metropoli nuragica, diciamo. Sì, quello a forma di tipo... Vabbè, ho capito, sì. Ok, e comunque praticamente cosa ho fatto? Io l'anno scorso, se non ricordo male, stavo andando molto a meditare nelle Domus Dejanas del mio paese, anche orari improponibili. Ok, vi dico solo questo, poi magari vi approfondisco. E mi era arrivata questa intuizione, comunicazione, vabbè, mettiamola così, di questo metodo di apertura dei sensi per riuscire a entrare proprio in percezione lì pulita quando sei nel posto. E poi magari ve ne parlerò un'altra volta, adesso andiamo diretti al punto. Sono andato in percezione lì, sono andato in percezione, poi è stata una figata pazzesca. Praticamente una connessione che si fa con l'anima tramite il cuore, e poi si va a aprire tutti i sensi, tutto basato sul respiro, tutto basato sul respiro e il battito del cuore. Poi magari un giorno vi faccio sperimentare qualcosa e divulghiamo la percezione e il verbo. E niente, mi sono messo in percezione, è stata una figata. Cioè, proprio andavo nei vari punti, l'ho fatto fare anche la mia fidanzata, e ci siamo messi in percezione, ci siamo divertiti tantissimo a percepire com'era la vita lì, le differenze, vedere come gli archeologi certe cose se le siano inventate. È stato molto figo. Poi abbiamo fatto lo stesso all'Aconi, al Museo dei Menhir, anche lì una bomba. Ecco, a E proposito, poi... quelli menhir lì cosa sono secondo te? Tanta roba? Secondo quello che vedo io, che ho percepito io, lì praticamente le persone... Cosa è successo? Ah, è No, caduto quel Dorian. rumore sono i messaggi che mi arrivano, tranquillo. Ah, ok. Perché Dorian è sparito e probabilmente ho sentito quella sensazione, cioè quella sensazione, quel suono. E dicevo, i menhir cosa sono lì? Secondo il mio punto di vista, quelle robe lì rappresentano quello che avviene quando le persone entravano in comunicazione tra
Poi ovviamente è la mia interpretazione, prendetela con le pinze, non sono il profeta di turno, io vi dico quello che ho percepito io. Semplicemente lì stiamo andando a descrivere come cambia proprio la forma, prende il corpo sottile dell'essere umano durante la comunicazione con il mondo degli antenati. Quindi si vede più come il corpo, questo tridente, molto spesso c'era il simbolo del tridente, così che poi sicuramente era anche il simbolo di quel clan che erano fortissimi a fare quello, molto probabilmente, col mondo degli antenati, quindi poi col mondo superiore che è la punta che si trova così. Stessa cosa quelle specie di pugnale, che poi è diventato un pugnale. Lì praticamente è il fatto del sangue, quindi infatti lì venivano fatti, io ho visto proprio che facevano patti di sangue, ci tagliavano le mani come nei film e le passavano lì sulle pietre, come se stessero andando proprio a fare il patto con gli antenati, una roba del genere. Poseidone è proprio il dio. Cosa? Ah, sì, esatto, quello, esatto, proprio quelli. Vi consiglio di andare, è molto bello, bellissimo. Infatti non mi ascolto a volte mi ascolto le audioguide, ma non le ho ascoltate. Poseidone è il dio che è colui che dovrebbe insegnarti a navigare, se è ben equilibrato, e anch'io ho come archetipo Poseidone tra gli altri archetipi che stanno sotto, nel mondo, nelle acque dell'inconscio. L'acqua rappresenta l'inconscio, che rappresenta il mondo profondo. Però Poseidone, se non è equilibrato, diventi uno schizzato totalmente pazzo che reagisce distinto, che vuole fare il supereroe e salvare tutti, o uccidere tutti, o vorresti andare a farti chiunque, tutta questa energia lì va gestita. Cosa volevo dire? Sì, poi ecco un'altra cosa che volevo dire. Adesso molti non conoscono il sardo antico. Io qualcosa lo conosco, sia perché l'ho studiato, sia perché a casa parliamo sardo. Sostanzialmente, più che altro parliamo più quello che è italiano, quasi. No, senza quasi, è così. Comunque, molti di quei menhir, non tutti, sono stati trovati nella località Barrigadu. Su Barrigadu, in sardo antico, rappresenta il bardo. Quindi quello stato di passaggio che avviene tra mondo dei vivi e mondo dei morti, di cui poi si parla anche nel bardo tibetano, nel bardo egizio e quant'altro. È quello che poi si faceva anche nelle Domus Decianas, cioè andavi lì perché erano un punto, non erano solo quello, a parer mio non erano solo quello, non erano solo tombe, però erano un luogo di passaggio dove tu andavi lì in comunicazione con i morti. E infatti come un guado, esatto, non conoscevo la parola guado, però sì, è vero, guardare il fiume, sì, esatto, un portale, è come una sorta di portale. Poi in realtà il portale probabilmente era già forte a livello energetico, le persone poi l'hanno attivato ulteriormente con le pietre, perché la pietra messa in un determinato punto può andare a risvegliare certi flussi anziché altri. Quelle sono le Domus Decianas. Cosa facevano in antichità? Quando avevi un bambino che soffriva di come si chiama? Quando uno vibra tantissimo, non mi viene. Comunque, la malattia dello sciamano. Quando soffriva di attacchi epilettici, ok? Ecco, la malattia dello sciamano. Cosa facevano? Anche nel periodo cristiano. Portavano il bambino a dormire nelle Domus Decianas, o comunque lì vicino, davanti alle entrate, perché secondo loro c'era qualcuno che... è crisi epilettica, esatto, che stava cercando di comunicare dal mondo dei morti. Perché cosa succede? Molto spesso quando una persona raggiunge uno stato di trance, dove fai entrare qualcosa di inconscio nel tuo corpo, come una divinità, o stai canalizzando qualcosa, può succedere, se il sistema nervoso non è pronto, non è allenato, perché comunque il sistema nervoso deve essere allenato per non subire danni, che magari subisce un attacco epilettico. Effettivamente è così. Poi ci sono sistemi nervosi più sensibili che ne subiscono di più, altri di meno. Non lo so bene su cosa consiste, però molto spesso nelle antiche civiltà, ma anche in quelle odierne che comunque hanno una visione sciamanica delle cose, l'attacco epiletico è visto come membrana di chakra della Aja è rotta. Sì, si rompe, però loro lo vedono come dono, capito? Non vedono rottura, loro lo vedono come dono proprio. Sì, è una sorta di cortocircuito del sistema nervoso, o comunque, come ha detto la
membrana del chakra dell'Aja che si è rotta. Però a volte le rotture erano l'unico modo per poter comunicare con l'altro mondo, perché la parte razionale ci aveva sempre tenuto molto fermo, molto bloccato. E comunque, come ho detto all'inizio della sessione, tutti possono fare i viaggi astrali, vi consiglio questo libro. Questo è proprio per andare a buttare giù l'idea Ecco, dei chiederei, santoni e dei profeti. bellissimo. Questo libro è interessante, poi ce ne sono anche altri. Siamo tutti sensitivi, Io ricordatelo. chiederei a chi ha sentito le tue sessioni cosa ne pensa o cosa del genere. Certo, perché no? Perché no? Se qualcuno vuole dire appunto cosa ne pensa delle mie sessioni, magari qualcuno che ha visto anche quelle vecchie, può dire, perché comunque nel tempo ho cambiato, cioè io mi Certo. sono messo molto spesso in discussione, ho vissuto delle crisi importanti interiori e ho cambiato anche il modo di fare le sessioni nel tempo. Meglio, in peggio, io mi trovo meglio e ho visto anche maggior precisione, però ovviamente ognuno può avere il suo punto di vista. Sì, ma poi alla fine della fiera scopri che è tutto già fatto da noi per ritrovarci e riscoprirci, dici Sì, porca esatto. puttana. Cioè, che cazzo stiamo giocando alla fine, Marco? Stiamo giocando. E me l'ha Esatto, insegnato. bisogna prendere la vita non troppo seriamente, ma giocare con la Mm. vita, perché poi ma questo è anche un modo per Ma poi non andare. funziona perché io nel mio posto di lavoro, e tu sai benissimo dove lavoro, tutto quello che abbiamo fatto insieme, cioè, con te, cioè alla fine sono andato lì, sono voluto andare lì e fanno quello che dico io. Però non farti prendere troppo non Sì, gonfiarti perché le troppo. cose cambiano. Lo so benissimo che le cose, e sono pronto ai cambiamenti. Non avviene sempre così, perché adesso è una cosa che si può fare in astrale, che alcuni Mm. dicono che non si può fare, del asso astrale, del basso astrale. Vabbè, dico questo e poi dico cosa ne penso del basso astrale. Allora, a volte possiamo andare a portare dei cambiamenti in astrale, andando a comunicare anche con le altre persone in astrale. Può essere utile. Non sempre, perché bisogna sempre vedere cosa dicono le guide e cosa dice la nostra anima, perché la parte razionale non deve andare a utilizzare l'astrale come metodo per andare a imporre il suo volere, ma ci deve essere la comunicazione, quindi andare a fare le cose in astrale per agevolarle aiuta a fare in modo che i blocchi che noi abbiamo messo con la parte razionale, o comunque gli impedimenti dal punto di vista fisico, si vadano un pochino a rompersi e quindi le persone vanno in comunicazione. Io facevo una marea di cavolate da ragazzino, dico solo questo. Quando avevo 15-16 anni andavo in astrale a fare anche cose stupide, inutili o che facevano male a me e agli altri. Vabbè, aperta e chiusa parentesi. Cosa ne pensi del basso astrale? Il basso astrale è tutta quella roba lì legata alle basse emozioni, perché l'astrale è direttamente connesso con la nostra parte inconscia, quindi la nostra parte emotiva. E il basso astrale è lì dove si nascondono tutte quelle forme, pensiero, sostanze che non vogliono morire, non hanno nessuna intenzione di essere cancellate dall'assoluto, perché quando noi andiamo a unirci con l'assoluto cancella tutto ciò che non ci appartiene realmente, si cancella, o comunque viene riformattato in modo diverso. Loro non vogliono morire e si nascondono lì. Ci sono una serie di quelli che si chiamano Compagnia delle Ombre, che fanno talvolta parte anche dell'elite, che allegramente si nascondono lì, anche dopo che si staccano. Il mondo invisibile intorno a noi. Sì, esatto. E poi nel basso astrale cosa ci vanno? Tutte quelle energie di sofferenza, di tristezza e quant'altro. Noi, come esseri umani, stando lì ad osservare e avendo compassione verso questo, è come se poi mandassimo la luce verso il basso astrale e andassimo sempre un po' di più a cancellare il basso astrale, o meglio, riarmonizzare il basso astrale, quindi mandare la luce anche lì. Come quando io mi rifaccio nuovamente il discorso dei Vangeli, anche se non sono un prete, secondo alcuni non dovrei parlarne probabilmente, perché mi è capitato a volte nella mia vita che a alcuni non gli è piaciuta questa cosa. Quando si dice che Gesù è morto, è andato negli inferi, ha portato la luce lì, ha liberato certe cose, perché molto spesso si trovano anche persone bloccate lì, perché sono rimaste più bloccate in quell'energia torbida. Tu hai parlato di persone, si è alleggerito. Tu hai parlato di persone, ma sono anime o spirito delle persone? Allora, diciamo che sono ricordi, non è l'anima è sempre libera, l'anima lì se n'è già andata, le ha dimenticati, proprio non rimane lì, è quello che ne rimane però della persona, che sta venendo magari utilizzata e quindi magari il suo ricordo influenza i familiari in vita
con robe negative per continuare a drenare l'energia e portarla giù. Sono spiriti, diciamo che sono spiriti, sono ricordi, sono fantasmi. Secondo la medicina cinese antica, quella legata allo sciamanesimo, che è molto razionale anche se legata allo sciamanesimo, l'antico sciamanesimo taoista, che praticamente ora è morto, quasi morto, forse c'è qualcosa sul Tibet, non saprei, però qualche informazione la potete trovare nei libri o comunque anche nelle persone. Purtroppo in quest'epoca la conoscenza è divisa in tantissime tradizioni, non è più un'unica via. Cosa stavo dicendo? Ecco, i demoni sono le cariche emotive, cioè una forte energia negativa che si condensa talmente tanto che poi cosa fa? Crea un problema nel corpo fisico, diventa una tensione parassita e crea proprio problemi a livello fisico, a livello psicologico. La psiche è scissa, ha avuto un forte trauma lì, probabilmente è quella parte dell'io scissa, parla attraverso di quella persona. È come se fosse una roba estranea. Mentre i fantasmi sono i ricordi che ancora si presentano. Più noi andiamo a dare, poi cosa sono invece? Alcune persone poi vengono divinizzate. Qual è una persona che viene divinizzata? Una persona tipo, quando c'era lui tutto era meglio, tutto era molto più figo, molto più bello, i treni eravamo in orario, tutte queste cose qui. Quindi quella roba lì a tutti gli effetti viene divinizzata e diventa quasi una divinità, che poi a livello inconscio inizia a muoversi all'interno delle psiche delle persone. Quando le persone sono distratte o comunque iniziano a cadere in una certa forma pensiero, li domina, se li muove, diventano dei burattini dietro quella sorta non neanche di egregore, quella roba lì ormai è diventata una divinità. Le divinità esistono in parte, ok? Però siamo noi che le facciamo esistere. Le divinità esistono nel nostro inconscio e noi li alimentiamo talvolta anche senza rendercene conto. I parassiti li creiamo noi, esatto. Li creiamo noi parassiti, ma creiamo anche le divinità positive. Facciamo entrambe le cose. Facciamo entrambe le cose, perché noi diamo potere a quella roba lì. Poi c'è da dire anche che i maestri hanno creato proprio un'unione col tutto, dentro e fuori da loro. C'è anche mia cugina, ciao Franci, che sta seguendo la live. Che poi gli permette di essere divinizzati perché sono arrivati a essere uno con Dio, quindi dopo le persone li ricordano perché gli creano sempre un senso di come si dice, di ammirazione, e quella roba lì viene continuata a alimentare, quindi quell'idea lì si diventa proprio essere divinizzata. Come la Federazione Galattica. La Federazione Galattica, esatto, che a me non avrei voluto che esistesse, mi sarebbe fatto molto piacere che esistesse, anzi quell'idea che... ma in realtà adesso mi correggo da solo. In realtà la Federazione Galattica, cioè, non hanno mai mentito, loro sono stati sinceri. Il problema siamo noi che andiamo a pensare che poi il loro bene è il nostro bene e che le cose coincidano. E quello è il problema. Comunque è bellissima quella sessione, Marco. Non voglio distrarti dalle tue... ma guarda, io quella Vi sessione consiglio di lì... andare appunto nel canale YouTube che si chiama sempre Quello che fa cose spirituali, trovate tutte le sessioni varie e vi potete divertire a sentire me raccontarvi quello che mi arriva dall'astrale. Che ne pensi di fatturare entità in foto? Cosa vuol dire? Catturare entità in foto. Boh. Cioè non so se sia Aspetta, Marco, veramente scusami, perché so la Sì. situazione. Se vuoi, Iannai, sali. Sì, Annai, se vuoi ti facciamo salire e ci racconti, perché io questa cosa non la so. Perdonami, Sapevo che Marco, c'erano perché so alcuni, questa situazione. Non ti sapevo che voglio... c'erano alcuni che provavano a catturare entità o con batterie, a volte con forse anche fotografie, tutte queste robe qui. Però non saprei, cioè, io non l'ho mai fatto e non so quanto sia possibile, sinceramente. Sicuramente scacciare una determinata cosa può essere utile. Sì, foto, catturare l'entità con le foto. Ah, ma catturare tu intendi che è possibile fotografarle o che Intende fotografare, intende fotografare. No, certo che è fattibile. Io ho fotografie durante una meditazione barra rituale dell'equinozio
di autunno dove si vedono cose che sono cose assurde, cioè, cioè proprio si vedono cose assurde, e effettivamente è possibile. Poi più le persone lì sono tutte indirizzate con un unico focus, più anche le entità riescono a manifestarsi. Ti faccio salire, Yannai, così ci racconti. Ciao, buonasera. Ciao Buonasera. Marco, piacere Ciao mamma sentirti. Iannai, così non mi E picchi. quello, Mi ha dato un allora, bicchiere ciao. d'acqua. Allora, esprimere un concetto con pochissime parole sul rullo è sempre impossibile, ci si fraintende, non ci si spiega bene. Allora, io ho ascoltato tutto quello che hai detto e mi torna tutto quello che dici, ci sono cose che ho anche vissuto, perciò. E praticamente, guarda, a me è successo già nel 2024. Che io ero in una live che si parlava di Hobbes. Sai cosa sono gli Hobbes, no? E Ne ho tutti conosciuto chi tanti faceva io. vedere le foto che sono riusciti a prenderli, a catturarli nelle foto. Ho detto, ma io devo riuscire anch'io. Cioè mi ha talmente invogliato, ho detto, voglio provare pure io. E un giorno ho preparato la stanza, mi sono preparata il telefono. Hai presente il telefono, quello che ti fa il multiscatto, no? Che fa tic 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 tic. Ecco. Sì, Ecco. Però poi ho trovato una sorpresa quando ho guardato le foto. Mo' ti faccio vedere. fai vedere, fai vedere. Aspetta, ti metto in È grande. bellissimo Marco, già te lo dico, eh. Vediamo, vediamo. Ora vediamo, vediamo cos'è questa foto, sono curioso. Ho conosciuto tante persone che fanno foto a cose. Guarda qua. Non si capisce bene, però è un po' sfocata come... No, era così. Era così. Ok. Ma tipo non c'era niente nella stanza. No, no, Sembra quasi un grigio questa immagine che c'è qua al lato, o sbaglio? vero? Sì, no, è un grigio, un grigio. Bravo, Sì. bravissimo. Sono creature astrali i grigi, infatti molto spesso potete vederli, vi potrebbe capitare che meditando, specie Mhm. in idee paranoiche, robe così, che li attirate. È possibile. Si dice anche che i nuraghi fossero utilizzati anche per far manifestare entità di questo tipo. Aspetta che sto Alcuni. facendo un, Nelle varie un leggende c'è anche casino. questa. Come nelle varie leggende, non capisco. No, Spiegati. no, ripeto, allora, nelle leggende che parlano dei nuraghi, per cosa venissero utilizzati e cosa non venissero utilizzati, anche secondo quello che io ho percepito in astrale, è uscito fuori che alcuni nuraghi venissero utilizzati come camere di risonanza. Una mano questa, sembra una mano di telefono a Es- casa. Allora, ti devo dire, esatto, tu vedi questa Mi dicevano... specie Ti devo dire questo, che io quando ho avuto, aperto un sogno lucido e poi ho avuto una paralisi del sonno molto Ok. forte, io nella paralisi del sonno una mano di questo genere la sentivo toccarmi, capito? Può essere, anche a Oltremodo, me in è un, successo una roba del genere. ok, è una cosa viscida, una cosa talmente viscida che non riuscirò Sì. mai a toglierla dalla mente. In un sogno lucido a me faceva male il collo, tra il collo e la spalla. E nel sogno stesso mi sono alzata dal letto, sono andata a guardarmi allo specchio e ho visto che mi teneva una cosa nera, ma di questa forma, identica. Quando sono andata ad acchiapparla, è scappato. Capito? E in quel momento mi sono evidentemente svegliata. La mia perplessità è che non mi davo pace sul fatto che dicevo, ma l'ho sognato veramente o stavo dormendo? Cioè ho detto, come ho fatto? Come ho fatto a tornare a letto se ero davanti allo specchio? Capisci? Certo, ora ti chiedo una cosa, tu sentivi per caso un suono particolare durante questa paralisi? Sì, sì, Mm. Eh sì, anche, è lo stesso suono sì, che sì, sì. sentivo io, traumatico, sì. Oltre, oltre il suono, io sentivo la mia voce urlare, ma non usciva nulla. Io dentro di me urlavo però.
urlavo perché mi rendevo conto che non riuscivo a muovermi e l'orrore di questa roba che mi toccava. Ma la mia voce Sì, non sì. usciva, proprio Guarda, ti no. capisco benissimo. Mi ricorda un Halloween di alcuni anni fa in cui praticamente la notte di Halloween avevo dormito tranquillo, la mattina quando mi sveglio, occhi chiusi, mi vedo due di questi cosi sopra che mi tenevano, mi strozzavano. Mhm. Lì io praticamente cosa ho fatto? Mi sono arrabbiato, ho iniziato a pregare nel sogno e quant'altro. La rabbia aiuta molto a uscire dal sogno lucido a volte. E poi si sono staccati, però tipo stavo piangendo. La Però di anni fa, furia, però perché adesso. Sì, la io furia questa aiuta roba... molto a uscire fuori dal blocco a volte, oppure a volte anche a rimanere presenti, iniziare a muovere gli occhi a destra e a sinistra e respirare. Bravo, L'importante è bravo. non entrare nel panico e nella paura. Allora, io la sensazione più Perché. orribile era che sentivo alle mie spalle questa roba che mi teneva addosso e questa mano che mi pressava, Mm, cercando mm, di mm, mm. portarla in avanti, che mi pressava. Sì, sì, Ero, sì. io ricordo queste cose. Comunque io No, non ero ci credo, avvezza, non è ero, valido, cioè. ma non ero avvezza di queste vicissitudini, perché io fino a poco tempo fa, poi ho fatto dei decreti e adesso mi sento come in una bolla protettiva, non riesce a toccarmi più niente. Però prima io sentivo l'affondo seduto a fianco a me che qualcosa si sedeva a fianco. Io Sì. sentivo ridere nella stanza, ma ancora sveglia, non a letto, in piedi. Io sentivo ridere nella stanza, capisci? Sì, lì E, secondo me è fondamentale sapere aprire e chiudere questi canali, perché così non gli dai energia, non gli dai ascolto, e sì, riesci a esatto. togliere il nutrimento, capito? Perché loro si Sì, nutrono di sì. questa tua poi paura, di queste cose qui. Ma sono stata, ero molto preparata a questo, forse anche dentro di me c'era qualcosa che mi spingeva a proteggermi, anche inconsapevolmente, capisci? Però ti devo Certo, dire che, sicuramente. ecco, un'altra cosa, tornando al fatto che io ho saputo di avere questa vita, ricordare questa storia di essere, vivere nell'Egitto, no? Di avere una vita precedente. Ma io da poco ero a Londra, sono rientrata neanche 20 giorni e ho avuto modo di parlare anche con delle persone anche importanti e io ho spiegato che quando, siccome io ho un gatto e ogni volta che io accarezzo, tocco, mi abbraccio questo gatto, io andavo come in trance. Io tutto quello che Mhm. era intorno spariva, io vedevo tutto quello che era l'antico Egitto. Mi hanno detto, cosa che io ho scoperto adesso, non allora, allora pensavo che fosse perché a me piaceva l'Egitto, inconsapevolmente, senza capire un perché. Però a me adesso mi hanno spiegato che questo mio vedere queste cose, non vedere più quello che ho intorno, io andavo in ipnosi da sola. Sì, 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 eri in auto-ipnosi effettivamente. Ma guarda, la fusa Bravo. dei gatti è magica, hanno scoperto da poco proprio che è capace anche di rigenerare le ossa, cioè aiuta a rigenerare Sì. le ossa, quindi è potentissimo Ma assolutamente. non è solo questo, ma e allora, questo l'ho scoperto adesso, che io andavo cioè andavo in autopinosi, ma senza sapere. Io non lo sapevo questa cosa, l'ho saputa adesso. Quello È è successo un un'auto-ipnosi po'. proprio. Però tu devi capire che questo gatto di cui ti parlo è successa una volta che io soffro di apnea notturna, no? Mm. E, e questo gatto da piccolino, quando io vado a letto, lui la sua cuccia in camera mia, sta con me. Era già ancora presto, mio marito non era venuto a letto, però abbiamo l'usanza di tenere la porta aperta perché mi devono ascoltare se nel caso vado in apnea. Mio marito dal salotto ha sentito che, perché a parte che ho un respiro molto rumoroso, perciò te ne accorgi se non respiro, no? Mio marito non mi ha sentito respirare, si alza dal divano, viene in camera, contemporaneamente mio marito sulla porta, il gatto che saltava dalla cuccia e mi si è messo sul petto per svegliarmi. Sì, i L'ha visto mio gatti marito, sono l'ha le visto, l'ha guide. visto mio marito questa cosa, perché altrimenti io non avrei capito. Infatti me l'ha detto lui, guarda che io stavo entrando, ti è saltato il gatto addosso. Ti sei svegliata perché il gatto ti è saltato addosso.
lo capiscono, assolutamente, non mi sorprende. Quando entriamo molto in empatia con gli animali, poi loro è come se acquisissero anche proprio umanità, diventano veri e propri passaggi. Infatti io, quando mi hanno detto, io qualche anno fa che ne ho parlato, che avevo questa mania, Ciao questa Lina. fissazione per l'Egitto, ne avevo parlato, Ciao. no? Praticamente cosa è successo? È successo che hanno detto che io ero un generale dell'esercito del faraone, uno degli Sardana. Ho detto, può essere, essendo sarda, può essere che magari. Hai visto, ero Ma tu prima sei mi ha sarda, donato sei se. comunque, anche tu sei Sì, sarda. sì, 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 Pieno sì. di sardi in questa live, siamo un manipolo di Eh. sardi. Forza Varis. Allora, c'era una domanda però che volevo rispondere. Allora, Zamora scrive, perché però accadono questi paralisi del sonno? Perché rimaniamo incastrati dall'altra parte. Allora, sono due metodologie, però alla fine, scusa se ti ho interrotto, Iane, non so se volevi dire qualcosa, No, 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 volevo no, 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 rispondere. ho finito, finito. Vai pure, ho Scusami finito. davvero se sono stato... volevo rispondere a questa domanda più che altro. Sì, sì. È anche Eh, interessante la domanda comunque. sì, Vai, sì, vai. no, perché mi stava sfuggendo, stavo iniziando a scrivere, stava sfuggendo, quindi sono andato un pochino in panico e lo volevo recuperare prima che scappasse. Allora, cosa faccio? Ti rimetto qua piccolina? Sì, sì, chiudi, chiudi. Ok, come faccio a farti piccolina? Ah, riduci. Ok, ti tengo qua Ok. sempre Va nel bene, rullo, tanto mi poi così butto, va. se... No, beh, se hai qualche altra cosa da dire, così puoi raccontarcela magari. Allora, come mai queste cose accadono? Secondo la mia esperienza accadono per due motivi che poi alla fine sono lo stesso. Principalmente noi rimaniamo, è come se una parte del nostro cervello, la parte cosciente si sveglia, la parte inconscia sta ancora dormendo, è ancora nell'inconscio. Sostanzialmente è questo, perché a volte non sempre c'è qualcuno che rompe le scatole. In alcuni casi siamo lì nella paralisi del sonno perché c'è qualcosa che blocca la nostra parte irrazionale, quindi la nostra parte inconscia, e se ne sta nutrendo. Sostanzialmente se ne sta nutrendo, anche se non immaginate che vi portino via per forza nelle navicelle, vi stanno parassitando. Secondo la mia esperienza, vi parlo sempre, poi che siete liberi di pensare che sto dicendo cavolate o meno, c'è libertà di pensiero. Mentre in alcuni casi magari c'è semplicemente questa parte, che le due parti sono scisse, magari appunto non si è neanche per forza messa qualcosa in quel momento in mezzo, però si rimane così scissi tra le due parti e quindi una parte sveglia e l'altra dorme e si sperimenta questa roba qui. Mm. E questa era la risposta alla domanda. Non so, magari se volete fare qualche altra A me domanda o Iannai... a me sull'astronaute non aveva mai portato nessuno, però in Ok, bene. meditazione sono venuti a trovarmi gli arturiani, perché poi sono Ok. andata a cercarmi anche delle foto, ho visto chi fa a volte delle foto, fa Mhm, mhm, descrizioni e mhm, così via. mhm. È una volta un serpente che ha cambiato muta, però se l'ha portata via senza lasciarla lì. Allora, quando chiedevo, lì mi avevano spiegato che il serpente è rinascita, e rinascere Anche. più forte di prima. Ma però, devi sapere che gli arturiani erano un gruppo, ma io in penombra ne vedevo solo uno, quello che avevo davanti. E gli Mhm. altri erano dietro, forse erano 4-5, ma io gli altri vedevo il gruppo, ma non li distinguevo a vederli uno solo. Praticamente questo qua, da questa boccuccia piccola, ha tolto una alla volta tre sfere luminose e con la mano, allungava la mano verso di me e me le ha messe in pancia. Tre. Una alla volta. Ma questo è in meditazione, ti dico, in meditazione. Ma io l'ho preso come un dono, non come un'offesa. Capisci? Ero serena, tranquilla, e l'ho preso come un dono. Allora, beh, sicuramente è una roba, come hai visto anche tu, è una roba, cioè, che hanno chiesto, diciamo, il permesso, non sono venuti a prenderti quando meno te l'aspettavi, come dicono invece alcuni, che ti prendono, tipo gattini, No, ci no, a me portano non mi hanno via. portato da nessuna parte, no, non mi hanno portato Esatto, da nessuna esatto. parte. Sicuramente ti hanno donato qualcosa. Tieni conto, allora, vedi,
come con i nostri fratelli, quelli romelini positivi, come se fossero gli angeli, poi gli angeli in realtà sono un'altra cosa, però effettivamente sono delle forme di vita, più o meno come noi, che poi ci passano determinate informazioni, ci passano determinate cose e interagiscono, quindi in un certo senso ti hanno fatto un dono effettivamente. Magari emozioni positive o qualcosa che potrebbe andare, visto che mi hai detto che sono nato in pancia, e in pancia c'è il cervello Mhm. emotivo, potrebbe aver dopo lavorato sulle emozioni che potevano essere stagnanti, bloccate e rimesse in movimento. No, non saprei, poi puoi sapere tu magari cosa hai sentito. Ma no, io ero lì che osservavo tutto. Io per un attimo ho allungato le mie mani, perché io di solito vedo tutto quello che c'è, non è che mi vedo io. Avevo allungato le mani quando l'ho vista avvicinarsi con una sfera e io ho visto le mie mani come se non fossero di carne ed ossa, erano come, hai presente dei fili elettrici? Certo. Boh, è quello che vedevo Guarda, lì. io quello che posso dire è, quando ti capita, chiediti sempre, per me, questi qui, cosa rappresentano? Cioè io, come mi fanno sentire? Che parte di me si sveglia quando ci entro in contatto? Così Mhm. capisci anche meglio, perché poi ognuno di noi, anche voi siete una parte di me, e io sono una parte di voi, e rappresento una parte di voi. Stessa cosa loro. Esistono Mhm. quanto esisto io, in un certo senso. Sì. E quindi loro rappresentano una parte di te, che sicuramente con la meditazione magari stava anche svegliando. E questi qui, in me, che cosa hanno svegliato? Cosa hanno riportato in superficie? Cosa hanno stimolato? E così capisci eventualmente anche da dove, che tipo di messaggio sta arrivando. Sì, praticamente è la mia energia, perché Siamo tutti la tua energia, in un certo mi senso, e sono tutti voi vista, siete la mia. mi sono vista sdraiata e all'altezza del petto questa enorme palla con tanti colori dentro e mi hanno detto, poi io, quando una cosa non la capisco, chiedo, tu dici, hai visto la tua stessa energia? Questo mi hanno Mm. detto. Sì, Però io sì, vedevo questa sì, è sfera. vero. Hai presente le vecchie biglie di vetro che dentro vedevamo quando giocavamo da bambini, che dentro vedevi quei filamenti colorati? Ecco, però brillava qualcosa del genere. E mi hanno Guarda, detto, tu hai manifestato la tua energia fuori di te. sì, è bellissima questa cosa che ti hanno detto perché è effettivamente così. La cosa fondamentale è che quando vedete alieni, cose del genere, e sono veramente cose positive, loro non ti dicono mai, siamo venuti a salvarvi, arriveremo con le navicelle, queste cose. No, la roba No, lì è no, fanatismo e non c'entra niente. Quando loro ti dicono, noi siamo te, allora quella roba lì è buona, perché non no, stanno cercando venerazione o altro, a me non è, hanno detto è nulla. proprio comunicazione. No, no, a me non hanno detto nulla, hanno soltanto fatto questo gesto. Dalla bocca gli usciva. Hai presente una palla da tennis? Però tu hai sentito questa informazione, questa intuizione qui. Tu hai visto la tua Io l'ho energia, presa, cioè. sì, come un dono, non mi sono né impaurita né visto negatività, e l'ho preso come un dono, qualcosa di bello, niente di più. E questa cosa era uscita anche nella mia Vedi, sessione, infatti, le palle. ma, Queste ecco, ma vedi, palle... Nel ma mondo astrale, allora, vi spiego. fosse stata Dimmi, dimmi. un qualcosa di scuro, di nero, che magari mi sarei un po', capito? Invece erano luminose proprio, erano la grandezza pressappoco più piccolini di una palla da tennis, però le uscivano dalla Allora, bocca. sì, vi spiego un'altra cosa. Per esempio, nel mondo astrale, niente ha forma, ok? Sono tutte sfere. Mm. Le Mhm. forme che noi vediamo è la nostra mente che le traduce. Le traduce dandogli quella forma lì, una forma che per noi è riconoscibile. E infatti molto spesso gli orbs, un'entità che noi vediamo magari come un qualcosa di gigantesco, una No, forma no, umanoide o non umanoide, poi se invece riusciamo a fotografarla, a volte riusciamo a fotografarla ed è una sfera, o comunque un'immagine dentro una sfera. esatto, bravo. Comunque Hobbes non ne ho fotografato, non ne ho visto. Vabbè.
Io ho conosciuto tempo fa una persona che andava in giro a fotografare gli orbs e poi alla fine ce li aveva in casa. Cioè, aveva Ah, talmente tanti che li fotografava in corridoio, in bagno, era pieno di orbs da tutte le parti. ma guarda, mio Cosa marito sono gli aveva orbs alla fine? Cosa sono, Marco? Sfere di sfere di informazione che possono luce, essere sfere identità, di cose luce. mandate. Esatto. Cioè, nel Qigong, per esempio, la cosa tipica che si fa spesso è la Qigong, che è quella roba lì. Si mette così, si fa una sfera, metti informazioni, poi la mandi o la usi per curarti o la puoi usare per potenziare il tuo livello energetico o per rafforzare il tuo corpo. C'è di tutto e di Ramona, più. grazie per essere venuto. Un Ciao, abbraccio, ciao. grazie mille. Che Ciao dice ciao. un amico di mio marito, io non mi ricordo bene se era di Tortolì o un paese lì vicino, non ce l'ho, non mi ricordo esattamente. E una volta, ma ti parlo di 5-6 anni fa, ci eravamo incontrati, eravamo andati a una cena, credo, insieme, e mi ha fatto vedere le foto fatte da lui con gli Ops. E infatti io gli Adesso non so dicevo allora, quest'uomo di dov'era, però forse potrebbe essere ma anche lui, per quello che ne so. ma gli dice, guarda, si chiama Pierpaolo. Ascolta, Non gli mi ricordo il dicevo, nome, avevo 18 anni, ero piccolino. gli dicevo io, ma sicuro sei che non è un contrasto delle ombre, luce ed è polvere? No, questi sono OBS. Ho detto, vabbè, io non li conosco, non lo so. E cioè non ci avevo dato tanto peso, però ricordo questa cosa delle foto. A Eh sì, proposito, è così. quando è che facciamo una sessione Io- sulla Sardegna che è molto interessante? Settimana prossima devo farne un'altra su altre informazioni. Andiamo a Ah, vedere, me l'ha chiesto un altro followers. Devo dare, mi ci dà la sono mano lui questa novità? volta. Che novità ci sono? Dimmi. No, è una sessione dove andremo a vedere alcune tombe di personaggi famosi, sono veramente loro, ma personaggi tipo Mm. Cleopatra, vedere Wow. Cleopatra come è morta, No, queste io, robe qui. la mia curiosità è Alessandro Magno, che ancora non l'hanno Anche scoperto. Alessandro Magno dobbiamo andare a vedere se è stato seppellito dal vivo Ma sta già o da correndo voce morto. che a Leopatra l'hanno trovata la tomba e non è dentro le Infatti, piramidi. e infatti lui me l'ha chiesto. Vuole vedere Almeno se effettivamente per la tomba di Cleopatra. Ah, a proposito, corre sulla voce, Sardegna ancora non c'è. lì, sul lago sullo stagno lì, devo andare a vedere cosa sta succedendo lì, perché Ah, sì, sì, lo stagno di Cabras. sì, Allo stagno di Vedrai che la Cabras. storia della Sardegna verrà riscritta, vedrai, sì, vedrai. sì, 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 Il problema dei sardi con la storia della Sardegna è stato il fatto che le leggende e i racconti popolari li abbiamo ignorati sì, completamente. E poi accantonato, abbiamo Mm. ascoltato gente come Wagner che è venuto qua a trattarci come quattro scimmie messe lì a sì, mangiarsi sì. le banane Beh, e si è iniziato a raccontare la storia della Sardegna. Scritta da chi? Da lui, che è venuto un paio d'anni no, ha fatto varie ricerche, ma di certo, cioè, e poi i sardi per di più, cosa è successo? Li hanno plagiati con la propaganda a livello scolastico, sono diventati autorazzisti e niente, i primi adesso contro i sardi sono i sardi, che fanno, esce una minima cosa, no ma è impossibile, non è possibile così, fanno sparire anche i reperti, hanno fatto sparire o esatto. comunque hanno tenuto male i reperti, i sardi stessi, non andiamo a cercare gente di fuori, sono i sardi stessi, spesso e volentieri, ma c'è gente che va proprio da una parte all'altra, perché poi ci sono anche tutta quella serie di tombaroli che hanno fatto sparire molti reperti, Mm. Mm. oltre Ascolta una Comunque, cosa, del genere. quali esseri sono collegati? Tu mi hai detto che sono quelli blu in certe sessioni, Mhm. sono molto collegati alla Sardegna. Io li ho visti che erano molto collegati alla Sardegna. Dobbiamo andare a vedere però per essere sicuri. Mm. Tu Io mi avevi mi do sempre il detto, beneficio del mi dubbio. avevi detto, avevamo scoperto che erano di Orione questi. Sì, Orione o Arturiani, non me lo ricordo. Anche Sì, dove erano? Arturiani, Orione e Arturiani, sì, anche Arturiani c'erano. Sì, allora, gli uomini blu sono quelli che hanno Ma dato perché sono blu anche questi lì. benevoli? Non possono essere verdi. Perché Il per blu è questo il blu? colore legato principalmente. Tieni conto che più vai in astrale, più le cose diventano simboliche. Tu non Sì, l'ho pensare che adesso scoperta questa cosa, per sì, l'ho forza scoperta, infatti blu, volevo perché chiedertelo. esatto, è proprio questo. Più noi andiamo in astrale, più le cose diventano simboliche. E il blu è il colore che rappresenta la purezza, tipo la Vergine Maria è sempre blu, infatti. mm, È il colore che mm, rappresenta l'anima, che rappresenta la trascendenza.
il mondo celeste, per così dire, capito? E quindi diventano blu, Ah, sempre di A più, proposito, e le spesso e apparizioni volentieri. mariane guarda, cosa ne pensi? Che alcuni se ne alieni. sono creati dall'essere umano, alcuni anche senza andare a scomunicare gli alieni, sono cose create dalla psiche umana, dall'egregora collettiva. Egregora. Immaginate che potenza ha l'egregora umana quando ha la fede, fa robe assurde. Alcune probabilmente sono Sì. entità di mondi paralleli, alieni, roba del genere, e altri invece sono lo spirito della terra, del Mm. femminile sacro della nostra madre terra. Ascolta, Poi ma noi, c'hai news da darci? Magari hai fatto in qualche sessione, senza dirci nome e cognome, di questi esseri che vengono o non vengono, no, ultimamente, no? non Mm, ho news al riguardo, mm. non ho news al riguardo, sinceramente adesso non ho news. Ok, ok, a posto. Mm. Guarda Marco, che Eh, con Otto ci è capitato di... mhm, Lui stava diventando un po' ossessivo con l'intelligenza artificiale, fare domande e così via, no? E una volta, è capitato più di una volta, io gli ho posto delle domande all'intelligenza artificiale molto particolari, ma queste domande che io ponevo, io non puoi trovarle scritte da nessuna parte, io le sento da dentro e mi viene mhm. spontaneo dirle. Ti ricordi, Otto? Quando abbiamo Certo, certo. parlato molto prima di Atlantide c'era qualcos'altro e che sotto c'era qualcosa che dormiva, te lo ricordi? Poi Sì, ce l'ho in spiegato poi. Antartide, sì. Tutte cose che Sì, ma ho io fatto non vedere le anche posso a... avere. Sì, è vero, Iannà, sì. Ma anche a Marco gliel'ho fatto Non vedere le certe leggo, cose. non le Mhm. leggo da Sì, sì, me nessuna ne ha parte. mandate, me ne ha mandate. Su Atlantide avevo fatto delle investigative a riguardo lo stesso, che poi non ho mai pubblicato, sono rimaste ferme e ora saranno cancellate, molto Ma probabilmente. lasciando perdere anche Atlantide, riguardo alla nostra Sardegna, a parte che io so che il cuore di Atlantide è in Sardegna ed è un cuore verde, ok, ma indipendentemente da questo, anche i nuraghi sono del tempo degli Anunnaki, perché quando si sono divisi le terre gli Anunnaki sono venuti anche da noi in Sardegna, che si chiamava Can. E i nuraghi esistono da quando esiste il diluvio, perché l'inondazione ha distrutto i nuraghi tutti da sud. La parte nord, in tutti i nuraghi che tu vai a vedere, è intatta. Sono ancora La intatti, parte è vero. distrutta è dal sud. Da dove è Sì, l'avevo venuto il vista anch'io diluvio? questa cosa. Sì, ma guarda che una delle leggende popolari sarde è il fatto che i nuraghi li abbiano distrutti, non tutti, alcuni li abbiano distrutti i sardi stesso, poi vabbè le varie cose, ma Certo, alcuni sono stati distrutti da Sundamanna. Ne parla anche Raymond De Muro. Queste robe qui, bravo, adesso gli archeologi hanno Sì, iniziato poi a Sergio utilizzarle, ma Frau. se avessero ascoltato quello che diceva la gente, senza prenderli per mhm, poveri ritardati, analfabeti, ma dando il beneficio del dubbio, sarebbero arrivati prima a conclusioni che stanno arrivando adesso. C'è stata quella roba lì e i nuraghi sono molto più antichi rispetto a quello che viene detto, Guarda, a parer mio, bravo, secondo quello che mi è bravissimo. arrivato, io mi ci Ma effettivamente. anche gioco quelle cose lì. certi no, Sì, aspetta, vai, certi vai. nomi dei paesi sardi Sono i toponi più corrispondono antichi, ai sì. nomi del Medio Oriente, che ci sono molti nomi, ecco, cioè questo collegamento è veramente qualcosa di straordinario. È che Sì, non ma ci poi c'è una... mettono... Dai, Dimmi, dai. dimmi. Ti volevo raccontare una leggenda sarda che viene totalmente ignorata, ok? E che invece si parla nel mito anche greco. Mm. Praticamente, cosa c'è in Sardegna? C'è la valle dell'Eridano, ok? Che poi hanno chiamato Flumendosa, Flumendossa prima, poi non mi ricordo qual era l'altro nome che avevano dato i romani. Comunque, il nome originario era Eridano. L'Eridano è praticamente la zona dove erano arrivati i profughi di Fetonte, il Sì, pianeta che fece l'aveva chissà caso detto nel De Dola 500. questo, Mhm. Salvatore De Dola. E effettivamente, in alcune leggende dell'interno, alcuni dicono che loro discendono dalle stelle, dalle stelle, secondo le leggende. Queste robe qui, non so, cioè, quello che dico io, non sono mai state prese in considerazione, cioè, capito? C'è stata un'arroganza Sì. intellettuale, poi adesso magari, non tutti ovviamente, però, che a volte ci ha portato noi stessi sardi a farci la forca vicenda e autodistruggerci. E quindi effettivamente io penso che ci sia molto altro Sai, sotto e poi verrà sai dove fuori anche dovresti la fede verrà indagare? riscritta.
sai da cosa Sì? dovresti indagare? Che c'è un'energia che si collega tra la Sardegna, soprattutto in Nuraghe, ti ricordi Otto? Sì. Polonia e Tibet. Io da poco ho scoperto Mm. che in Tibet c'è una montagna, chiunque ci è andato o è impazzito o ha perso il tempo e guarisci solo quando vieni via. Quando sei lì perdi Mm. l'orientamento totale. E questo dove sono i Vedi, monaci, e Tibet, sì. C'è una triade, una specie di dribide, chiede oscura. per rilanare Risardo, una dribide di energia, Credimi. ecco, tra la Sardegna, tra la Polonia e il Tibet. Ed è un'energia che Può a breve essere. si sta accentuando, Ma diventerà questo molto non più lo so. forte. Su Mm. questo non lo so. Bisognerebbe andare a vedere un pochino cosa mi E arriva poi tutti inoltre. quei Va nuraghi che bene. ci sono ai pozzi Però sacri in volevo dire una Scozia. cosa. Ci sono. Allora, io in Australia quello che avevo visto era il fatto che proprio c'è stata una popolazione che proprio ha pompato tantissimo questa cosa dei nuraghi e li hanno spostati. Ma l'idea, che cos'è che dico io? Non pensate che sono i sardi che l'hanno fatto, cioè loro erano No, oltre la Sardegna, cioè la Beh, Sardegna era il certo, loro sì. quartier generale, Sì, 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 cioè era sì. il loro sì, Era quartier una generale, fortezza. capito? Mm. Era la loro fortezza, era impossibile da invadere. Come facevi a invadere una roba del esatto. genere? Ci sono dei torri che ti guardano tutto, si comunicano con specchi, si comunicano con Ma poi i noi la cosiddetti vediamo quad adesso la BV. Sardegna così. Tu immaginati con tutti i Poi nuraghi volevo ancora dire, tutti in piedi. infatti, poi volevo dire Sì. un'altra cosa. Ci sono alcune zone di cui parla anche proprio nei libri di storia della Nuragia, Raimondo de Muru. Quello dopo Eh, vedere, ragazzi. sono, Mm, scaricateli, sono sei romanzi e te li leggi. Sì, sì. Ci metti molto, ci ho messo un paio La d'anni a leggermeli tutti. nuragologia, sì. Sì, se vuoi ti potrei mandare anche PDF, devo ricercarli. Comunque, Sì, vai, vai. praticamente parla di zone della Terra che coincidono con stelle negative, ok? E quelle stelle negative, cosa succede? Quelle stelle negative vanno proprio a portare il loro influsso sulla Terra e cosa succede? Portando il loro influsso sulla Terra si va a creare una sorta di campo magnetico che influenza negativamente le persone e le persone che stanno lì o impazziscono o si ammalano o comunque non stanno bene. E quelle zone si dice eh, che non devono essere abitate, devono rimanere disabitate a bosco e mhm. devono essere sconsigliate da andare a frequentare queste zone, appunto. Veniamo Pensate. sconsigliati di andare a frequentare queste zone. Va bene. Io ragazzi purtroppo vi devo lasciare, devo Vai andare a cena tranquilla, che ciao Ianna. la donata Grazie mi sta già mille. Ma chiamando. tra Sole. poco chiudo anche la live per Avremo andare a modo Vuoi di, far salire? avremo modo di sentirci. Ciao, è stato un piacere. Ciao a Sì, Ciao tutti. Ianna, Ciao tranquilla. Marco, ciao bene. Otto. Ciao ciao, Ciao Sole. grazie. Facciamo salire a Sole, Ciao. tanto siamo solo noi due. Se vuoi far salire. Sì, la faccio salire, faccio salire, faccio salire. Siamo in quattro, non in due. Qua. Eravamo in due prima. Io vedo solo due. Gli altri due non li vedo, non so perché. Boh. Ah, boh, non lo so. Sali Non avevo ancora Sole, capito Sole questa sali. cosa. Allora, come si fa? Aggiungere sole? Ah, invita, ok. Sole è una bellissima persona. È solare sicuramente. Sì. Comunque, bravissimo Marco, guarda. Mi stai facendo fare un Che piacere. viaggio. Ho spiegato bene. Buonasera. Buonasera. Ciao Sole. Ciao Come va? Otto. Molto bene, grazie. E tu sei sarda? No, io no. Ok. Perché avete che siamo tutti sardi, quindi ho No, pensato. io sono il solito pesce fuor d'acqua. Vabbè, magari stai esplorando questa parte di mare. Sì, sì, E poi magari anche se non sei sarda, lo spirito è quello. vado Comunque molto d'accordo. è stufa di sentirti comunque Marco. Perché ti faccio sempre ascoltare le Avrebbe sessioni. tutte le ragioni, cioè, anche Ma, adesso ma, qui sto ma, parlando da 2 ore. ma cosa dici che non è vero? Sta scherzando, Diciamo gli che piace io come. più che altro le sento e le risento e le risento, allora magari dopo un po', sai com'è? Non ascoltarne troppe, allora, ascoltane meno di sessioni. No, ma infatti ultimamente
sono anche un po' impegnata col lavoro, per cui sì, però sì, Io nella mia carriera, ho se si capito può di chiamare cosa così, si nella mia tratta. esperienza, sì, un periodo ne ascoltavo molte quando avevo iniziato, dico la verità. Poi adesso non ne ascolto quasi mai, proprio mai. Perché mi annoiano, cioè, boh, non lo so. Senti, Preferisco Otto, farle che ascoltarle. E niente, questo è quanto. Comunque, mi sa che andiamo a cena, che ne dite? No, adesso tu rimarrai qui da solo. Otto, tua moglie ti vorrà lì a cucinare adesso, eh? Sì, no, adesso va. Sole, vuoi fargli qualche domanda a Marco? Poi comunque Andiamo. questa live la ripubblico su YouTube, mi sa. Non Rispondo un po' puoi. di domande, potrebbe Certo, essere certo. interessante. non ho domande. Mm. Ok, allora va bene così. Poi se vi vengono domande scrivetemele. Niente, Niente, quindi la ci si prossima vede. settimana quando, Marco? Per fare che cosa? L'investigativa? Eh, dobbiamo parlarne. L'inve- Non lo so. L'investigativa devo organizzarmi perché ho già promesso di fare quell'investigativa su quelle tombe lì. Devo vedere se sono No, ma tombe, dico, cosa è ma deve successo, venire il eccetera, tuo eccetera. amico a farlo o io? Non ho capito. No, no, lui, mi dà una mano lui, mi Ah, dà una mano lui. lui, ok, ok, no, avevo Sì, capito male questa io. volta sì, questa No, volta no, sì, no, tranquillo. bisogna... Avevo capito Una volta... che ti avevano scritto sotto nelle cose di fare questa roba, ma No, avevo allora, capito male se fosse io. una persona estranea, No, no, ovviamente tranquillo, avrei chiamato te non o c'è magari l'avrei fatta problema. io da solo Non c'è o qualcun problema. altro. Ma siccome lui ci teneva a farlo, ho fatto io, ho detto, Tranquillo, dai, no, mi no, dai non una c'è mano problema. e vediamo Tanto come va. sarò il primo a ascoltarlo. Sì, Ascolta, dobbiamo andare a vedere. mi è venuta in Sì, mente una domanda. vai, vai. Cosa ne pensi del fatto che da quando ero bambina sogno sempre di volare? Sicuramente hai una parte aria, un elemento aria molto Molto vivo, gigante. molto sviluppato, sì. Molto sviluppato, sì, perché poi dentro l'essere umano noi siamo composti di cinque elementi, quindi oltre alle nostre anime, beh, sembra cosa facciamo per riuscire a capirci come esseri umani. Terra, quindi parte fisica, acqua, parte emotiva, inconscio, sensazioni, eccetera, eccetera. Poi c'è fuoco, ego, volere, io, eccetera, eccetera. Poi c'è la parte aria, che è la parte dei pensieri, dell'intuizione, del vedere oltre le apparenze, del comunicare con l'iperuranio, queste E robe sai qui. che molte volte mi Poi c'è chiedono l'etere. anche come faccio nel sogno, no? Le persone mi Mhm. dicono come fai? E io insegno a loro a volare. Delle volte ho le ali, delle volte non le ho, da Dimmi, sempre. e nella realtà tu insegni alle persone magari a volte ad ascoltare la propria intuizione, o no? A volte ti è capitato, qualche volta. Mm, cerco di non farlo. Magari a volte potrebbe essere utile. A volte i sogni ci danno indicazioni su cosa fare nel presente. Guarda, Però, io beh, sono la prova è mia idea vivente che mi è venuta adesso. di sole che entra sempre nel momento che deve esserci. Non c'è quasi mai, ma quando entra deve esserci. Eh sì. È Ehm, perché il vento la porta nel momento giusto. oltretutto sono un segno d'aria, vero? Anche E quello. che segno sei? Bilancia. Ok. Mm. Bello come segno bilancia. Se è ben equilibrato è un ottimo segno. Sì, ma Se mal io equilibrato, ho lo scorpione, eh sì, è abbastanza equilibrato, diciamo, ho lo scorpione che mi salva. Mm. Beh, Ascendente scorpione. invece io sono vergine ascendente scorpione. Ecco, vedi? Di terra con acqua salmastra. Io invece sono gemelli ascendente vergine. Gemelli ascendente vergine. Aria con poi terra apparentemente. Apparentemente. O poi bisogna vedere, io non sono esperto di temi Manco natali, queste io. cose qui, ma anche lì c'è una scienza incredibile, è fantastica, anche Ma quello è un infatti in ottimo una metodo. sessione era uscita questa cosa, che molte cose poi sono state manipolate, non è l'astrologia che conosciamo noi. Sì, questa cosa ve la conferma anche l'intelligenza artificiale. Eh, Ahimè. Pure Per Lega. farvi capire a che punto è arrivata la manipolazione. Se voi guardate,
è come se avessero creato una sorta di inconscio collettivo, che c'era già ovviamente, circa 2000 anni fa, quando praticamente l'essere umano, non si sa perché, ha deciso di non basarsi più su cosa vedeva in cielo, ma soltanto sulle stagioni. Ah, Perché? Perché sì. Non andava più a vedere dove era realmente il sole in quel determinato segno, ma lui aveva deciso che, siccome 2000 anni fa il solstizio, l'equinozio di primavera si trovava in Ariete, ancora noi ora siamo in Ariete. Per vedere il sole si trova in Pesci. Così, va bene. E siamo rimasti per 2000 anni fa lì, fermi su questa cosa qua. Non l'abbiamo aggiornata. Però vabbè, boh, ti do una news io adesso, e chissà perché, va da bene così. quando le divinità sono passate dal femminile al maschile. Eh, da quando Zeus ha preso il sopravvento su Sicilia. Sembrano stronzate, però hai detto bene prima. Magari è stato il momento in cui si è rovesciato il tutto. Eh sì, In realtà era già rovesciato da prima, però lì eh, proprio lì hanno iniziato proprio a mangiarci la a pasta asciutta. mangiare. Ancora di più. A cambiare le cose e i nomi ancora di più. Comunque, io mi sa che vado a cena, ragazzi. È stato un Sì, piacere. Vi ringrazio. ciao, Magari grazie a Grazie a il te, te. pubblico su YouTube. grazie a te, Grazie mille. sei un grande. Grazie mille anche a chi si è soltanto è solo passato in live e poi se n'è andato. Grazie mille a tutti. È stato bello così. Ciao, Una buona bellissimo. serata a Grazie mille. Ciao, tutti. ciao, ciao, ciao a Buona tutti. serata. Ciao Ciao. Ciao ciao. Marco, grazie.